del Dipartimento di Agricoltura dell'Università di Sassari. Lavoro nel centro di ricerca dell'università. Per più di 20 anni abbiamo studiato i sistemi agricoli e agroforestali. Lo facciamo con progetti su diversa scala, regionale, nazionale, europea e internazionale, e a livello europeo. E lavoriamo anche con i paesi africani. Il webinario di oggi si incentra sulle politiche agroforestali esistenti e sono veramente onorata di aprire l'evento di oggi. Abbiamo molti esperti di agroforestazione da vari paesi europei, del nord e sud dell'Europa, e anche di paesi non europei, che condivideranno con noi le loro conoscenze ed evidenzieranno ciò che è stato fatto fino ad oggi in termini di politiche agroforestali e promuoveranno riflessioni sulle lezioni apprese a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, e sono sicura che questo webinar sarà di grande interesse. Il webinar si struttura in varie sessioni. Durante la prima sessione parleremo delle esperienze dei paesi del nord Europa e nella seconda sessione ci incentreremo invece sulle esperienze del sud Europa e poi avremo con noi John Mansell della Virginia Tech USA, che ci parlerà dell'esperienza nordamericana delle politiche a sostegno dell'agroforestazione. E poi avremo anche il contributo di Javed Ravi dell'International Center for Research in Agroforestry, un centro di ricerca sull'agroforestazione in India. Però purtroppo non sarà in grado di unirsi a noi a causa di imprevisti. Questo webinar rappresenta uno degli eventi preparatori della 5ª conferenza europea di agroforestazione, che sarà tenuta nel maggio dell'anno prossimo, 2021, a Nuoro. E speriamo che non sia online, ma in presenza. E avremo l'opportunità di incontrarci tutti insieme di persona. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura del webinar con un focus sulla situazione italiana, mentre domani parleremo delle prospettive future, delle politiche. Con me c'è la facilitatrice Maria Rosa Losada, che lavora presso l'Università di Santiago di Compostela in Spagna, nel Dipartimento di Produzione Agricola. E lavoreremo insieme fino alla fine del webinar, che durerà fino a circa le 12:30 di oggi. E le do la parola. Maria Rosa, I think that your microphone is switched. Maria, penso che debba accendere il microfono. Sì, mi scuso, mi sentite adesso? Yes. Mi potete sentire ora? Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare di cuore il team italiano che ha organizzato questa iniziativa così interessante, anche l'EURAF. Ci troviamo in questo momento nella transizione tra le due PAC, dal 2013-2020 al successivo periodo di programmazione. Quindi
E c'è una transizione che si incentra anche sui temi della sostenibilità agricola. Giovanna ne ha già parlato. Noi avremo avremo una serie di presentazioni di grande interesse. Innanzitutto inizieremo con Tamas Zelak della DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione, che ci parlerà di come poi poi avremo le sessioni sulle esperienze nazionali, prima nel nord Europa e poi nel sud Europa, e poi successivamente, come abbiamo detto, vedremo anche le esperienze extraeuropee, anche negli Stati Uniti, in Messico e nel tema dell'agroforestazione. E poi avremo lo spazio per commenti, discussioni, domande da parte dei partecipanti e concluderemo poi con raccomandazioni e conclusioni. Sono ora le 9:16 e quindi posso passare la parola al relatore Tamas Zelak, che ci farà un quadro del progressi nella implementazione delle politiche agricole e soprattutto la misura 8.2 sull'agroforestazione. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Thomas Zelak e vi parlerò delle misure di forestazione del programma di sviluppo rurale negli ultimi 10 anni per quanto riguarda l'agroforestazione. Dovremmo chiarire che questa misura è stata attuata inserita a partire dal 2007, quindi il precedente periodo di programmazione, una della base principale era l'agroforestazione silvo-arabile, e abbiamo incluso questa misura. È stato poi, e successivamente un paio di Stati membri hanno utilizzato queste misure, ma solamente pochi di essi. Parliamo di circa 3.000 ettari. Sotto nel programma attuale, dal 2014 al 2020, abbiamo la misura di agroforestazione per la realizzazione di aree agroforestali, ma anche per la manutenzione. Tutti gli Stati membri e regioni abbiamo un grande numero di programmi di sviluppo rurale per questo periodo di programmazione attuale. Le autorità, i ministri dovevano preparare un piano per i prossimi 7 anni e durante l'attuazione di questo programma di sviluppo rurale, in pratica, ogni anno c'era la possibilità di modificare questi programmi. Quindi anche se alcuni programmi, paesi o regioni avevano incluso questa misura, per esempio appunto di agroforestazione, durante l'implementazione poteva succedere che cancellassero o introducessero diverse misure. Quindi
questo possiamo dire che i programmi di sviluppo rurale sono appunto dinamici, perché durante il periodo di programmazione c'è la possibilità di modificare i programmi e di introdurre nuove misure o eliminarle, rimuoverle. Ecco perché possiamo dire, per riassumere, che all'inizio del periodo di programmazione noi ci aspettavamo che le misure di forestazione, incluse quelle di agroforestazione, avrebbero ricevuto un po' più di 7 miliardi di euro, ma durante il periodo di implementazione e le modifiche, quando le autorità di gestione si sono rese conto di quali misure venivano attuate di più, quali altre venivano attuate di meno, hanno fatto delle modifiche dei programmi, per cui rispetto agli investimenti pianificati inizialmente, per esempio per la afforestazione, all'inizio erano più di 600.000 ettari di afforestazione e quindi un budget di 2,2 miliardi di euro, ma dopo vari anni e dopo varie modifiche questo budget iniziale è stato modificato, perché posso vedere dalla mia tabella che non parliamo ancora neanche di attuazione, parliamo di piani finali. Abbiamo circa 250.000 ettari di nuova forestazione e lo stesso vale per le misure di agroforestazione, perché all'inizio si pianificava di coinvolgere circa 80.000 ettari in sistemi di agroforestazione con un budget di circa 120 milioni di euro, ma dopo vari anni di attuazione il piano attuale, basato su 32 programmi di sviluppo rurale di 8 paesi, è di 60.000 ettari e di poco più di 65 milioni di euro di spesa pubblica totale. Quindi potete vedere che se facciamo un confronto tra i piani originali e quelli poi finali, vediamo che c'è una diminuzione in queste aree. Penso che questo sia normale, perché all'inizio siamo ancora all'inizio di questa politica e questo vale per tutte le misure di forestazione, non solo per quelle di agroforestazione. Le regioni cercano di sviluppare piani di larga scala per tutte le misure inizialmente, però poi durante il periodo di attuazione devono utilizzare poi quei fondi europei in modo efficiente e quindi non devono perdere questi fondi, quindi provvedono in modo continuativo a riallocare gli stanziamenti sulle misure che hanno una migliore performance. Per quanto riguarda, quindi questa è per quanto riguarda la pianificazione. Parliamo adesso dell'attuazione. Il sistema di reportistica sull'attuazione è come segue. Entro la fine di giugno ogni autorità di programmazione deve mandare i report di attuazione alla Commissione dell'anno precedente e come sapete molto bene, quest'anno è un anno molto particolare a causa della pandemia del Covid, per cui quest'anno le relazioni sono state posticipate e in pratica non ho ancora accesso ai report di attuazione, quindi a questi dati che ci daranno il quadro della situazione alla fine del 2019. Ma ho i dati delle relazioni del 2018
ma sono chiaramente dati non aggiornati, dati vecchi, e, perché ci danno il quadro della situazione al dicembre 2018. Ma sulla base di questi dati posso dire che la afforestazione, l'attuazione della afforestazione è stata di quasi 70.000 ettari, che è un terzo della pianificazione attuale. E per quanto riguarda l'agroforestazione, alla fine del 2018 il piano era di 82.000 ettari e l'attuazione era di 1.227 ettari, che è 1,5% dell'area pianificata. Quindi possiamo vedere che il tasso di attuazione è veramente limitato. Per le misure di prevenzione tradizionali e di recupero sono state attuate per quasi un terzo della pianificazione, quindi quasi un terzo per prevenzione e recupero. E poi abbiamo anche investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici, abbiamo quasi il 20% alla fine del 2018, quindi una percentuale di attuazione del 20%, e dovremmo anche considerare che l'attuazione del programma di sviluppo rurale di questo periodo, anche essa è iniziata in ritardo, quindi in realtà è iniziata dal 2016, cioè le misure, l'attuazione delle misure è partita in effetti nel 2016 per questo periodo di programmazione. Quello che è importante è che grazie a voi, persone molto attive all'interno dell'EURAF, ma anche negli Stati membri, in Spagna, in Portogallo, in particolare in Andalusia, la Commissione ha ricevuto molte informazioni e anche molti stimoli e molta assistenza per formulare durante la nuova normativa. Ed ecco perché all'interno del regolamento Omnibus ci sono state delle modifiche al regolamento sullo sviluppo rurale, grazie a queste innovazioni legislative, in particolare per quanto riguarda le misure di agroforestazione. Queste sono state migliorate all'interno del regolamento, e questo è molto importante perché c'era una richiesta generale di includere il rinnovo e il miglioramento delle aree agroforestali esistenti. Questo è stato incluso nel regolamento, e ho visto che alcuni Stati membri ne hanno già tenuto conto durante le loro modifiche ai loro programmi. Quindi io prevedo che l'attuazione di questa misura durante questi ultimi anni del programma migliorino, ma vedo anche che a causa della situazione del Covid, delle difficoltà economiche, alcuni programmi alcune autorità hanno rimosso alcuni stanziamenti da alcune di queste misure di forestazione che non hanno una buona performance, e le hanno trasferite questi finanziamenti al pacchetto di ripresa economica. Quindi questo periodo di programmazione è stato un periodo particolare, quindi durante il periodo di programmazione siamo riusciti, lavorando insieme a voi, a migliorare il quadro giuridico, e questo quadro giuridico migliorato
sarà riflesso anche nel nuovo regolamento strategico della PAC, ma questo regolamento strategico è ancora in discussione nel trialogo tra Parlamento, Commissione e Consiglio, quindi non abbiamo ancora la versione finale, ma esso fornirà un quadro più flessibile per il prossimo periodo di programmazione, quando gli Stati membri avranno molta più flessibilità e anche responsabilità per l'attuazione. E auspichiamo che questo nuovo periodo di programmazione sarà migliore anche per le misure di agroforestazione, perché questo è molto importante sia per l'economia che per l'ambiente e anche dal punto di vista sociale. Penso di aver esaurito il tempo a mia disposizione e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e auspico che per il prossimo evento sull'agroforestazione avremo più informazioni sul quadro giuridico concreto e le possibilità per l'agroforestazione. Vi ringrazio. Molte grazie per questo quadro sull'attuazione dell'agroforestazione nel periodo in corso. Adesso vorrei chiedere se ci sono delle domande e posso vedere una domanda nella chat. La domanda è per quanto riguarda l'attuazione, se c'è una analisi per capire meglio. You have any answer for that, Thomas? Ci sono delle risposte a questa domanda? Nel 2017, quindi nella fase precoce dell'attuazione, c'è stato uno studio sull'attuazione delle misure forestali nel programma di sviluppo rurale, ma come ho detto questo studio è stato effettuato nel 2017, quindi dopo appena 2 anni dall'avvio del programma. E quindi i dati di questo studio sono limitati. Ma per quanto riguarda l'agroforestazione, penso che uno dei fattori principali che ha bloccato la raccolta di dati e anche che ha bloccato, diciamo, l'attuazione di queste misure era il rischio di perdere il diritto ai pagamenti diretti e anche il fatto che si parlava solo della realizzazione di nuove aree agroforestali all'inizio del periodo di programmazione. Non c'era la possibilità di includere misure di rinnovamento, di recupero di sistemi agroforestali esistenti. E quindi questo ha ridotto, diciamo, il ricorso a queste misure. Ma anche se non abbiamo ancora dei report di attuazione, mentre più tardi il network di sviluppo rurale dovrebbe preparare queste relazioni, però abbiamo dei rapporti molto stretti con l'associazione di agroforestazione e quindi ci informano regolarmente e negli scorsi anni ci hanno informato e tenuti aggiornati sugli sviluppi, abbiamo partecipato a meeting, a conferenze, quindi stiamo seguendo e analizzando tutta la situazione così come ci viene rappresentata da queste organizzazioni. Io quindi auspico che la nuova strategia della PAC rifletterà tutti gli input che ci sono arrivati appunto da questi stakeholder e le proposte migliorative che potranno essere incluse appunto nel regolamento. Molte grazie. Ci sono altre domande dai partecipanti? Okay. Then we will have Thomas until the end. So abbiamo Thomas con noi fino alla fine della giornata, quindi se ci saranno altre domande per lui potremo porle anche durante la discussione congiunta.
Northern Europe. E quindi passiamo adesso alla sessione That will start sull'attuazione representative of the agriculture della misura 8.2 nell'Europa settentrionale. introduce Abbiamo Attila Nagy, from Belgium, abbiamo anche i rappresentanti del Belgio Northern Europe discussion. e quindi sono con noi per parlarci della situazione del Nord Europa. Attila, ti passo la parola. Is unable to attend on this meeting, so I would like to present his presentation. Buongiorno, Attila non sarà presente, quindi mi occuperò io della presentazione. Vorrei condividere lo schermo. I think, Okay. can you see it now? Riuscite a vederlo? Right now as well. Ok, So my name is Viktor Nagy. quindi mi chiamo Viktor Nagy, sono collega di Attila Nagy e a causa di circostanze personali non sarà in grado di partecipare, quindi vorrei presentare la situazione dell'agroforestazione in Ungheria. Come sapete, il sistema, l'istituzione di sistemi di agroforestazione sono supportati dai programmi di sviluppo rurale sotto la misura 8. Qui potete vedere una breve introduzione del programma di sviluppo rurale, così come tutti gli altri programmi di sviluppo rurale in Europa. Quello ungherese ha la stessa struttura di altre parti d'Europa e in Ungheria il Ministero dell'Agricoltura è responsabile dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. Forse in altri Stati membri ci sono ministeri diversi, ma in Ungheria è il Ministero dell'Agricoltura l'autorità di gestione. La pubblicazione dei bandi è iniziata dalla fine del 2015 e sono ancora in corso. Qui vedete un grafico della distribuzione delle fonti del programma di sviluppo rurale ed è importante vedere che i pagamenti per le foreste e l'ambiente prendono una buona quota, ma sono distribuiti appunto in varie parti. Se osserviamo i dettagli, in Ungheria per il sostegno per le foreste, vedete dal grafico, in genere possiamo dire che il sostegno delle misure forestali sono divise in due, perché gli investimenti o le misure per gli investimenti sono diverse dalle misure di gestione ambientale. Come potete vedere, quando è stato istituito il programma di sviluppo rurale, l'obiettivo era quello di aumentare le aree forestali, perché nella strategia nazionale forestale c'era l'obiettivo di aumentare la copertura forestale nel paese. Quindi abbiamo prestato maggiore attenzione al fatto che volevamo supportare il settore forestale allo stesso modo del settore agricolo, quindi entrambi i settori dovevano essere supportati in Ungheria e il supporto all'agroforestazione è l'esempio tipico di come si possono sostenere entrambi i settori con un'unica misura. Qui potete vedere un elenco di bandi che sono stati lanciati in cui abbiamo supportato il settore forestale. Credo che sia un elenco completo e credo che la maggior parte dei paesi, degli Stati membri abbiano pubblicato simili bandi. Vedete che abbiamo supportato l'imboschimento, la conservazione delle risorse genetiche e abbiamo supportato i pagamenti e l'istituzione di sistemi forestali.
Vorrei quindi vedere in maggiore dettaglio i sistemi di agroforestazione del nostro paese. Come ho detto prima, abbiamo pubblicato dei bandi dalla fine del 2015, ma questi bandi sono stati pubblicati nel 2016, alla fine del 2016. E sono stati quindi sospesi il 16 gennaio del 2019, ma dal 16 novembre di quest'anno l'abbiamo riaperti, quindi i beneficiari potranno presentare le loro domande e il motivo della riapertura di questo bando è stato che abbiamo aumentato il costo unitario di questo bando in modo che i beneficiari potessero richiedere maggiori importi per l'istituzione, per i costi di manutenzione e di creazione, ed ecco perché è comparso, diciamo, un aumento. Ed è per quello che ci aspettiamo anche più beneficiari, più diciamo, richiedenti. Nel bando per i sistemi agroforestali supportiamo varie aree di attività e varie aree obiettivo. Ad esempio, abbiamo supportato la creazione di nuovi sistemi agroforestali combinati con zone di semini attivi. Abbiamo supportato la creazione di nuovi pascoli forestali, di nuove praterie forestate insieme con la gestione di aree appunto a prato. Abbiamo inoltre inserito la protezione dei campi rispetto all'erosione del suolo e quindi cerchiamo di sostenere gli agricoltori in modo che appunto piantino degli alberi per prevenire gli effetti negativi dell'erosione, e poi supportiamo anche l'istituzione di nuovi sistemi agroforestali ai sensi del partenariato, quindi del bando per il partenariato europeo. Questo bando era solo una piccola parte, mentre il sostegno era principalmente rivolto appunto all'agroforestazione. La prossima diapositiva mostra alcuni investimenti e attività supportate nel bando ungherese. Abbiamo supportato numerose attività aggiuntive rispetto al pascolo, perché nel nostro paese è una tradizione molto antica e ci sono diverse, come vedete, infrastrutture utilizzate. A sinistra potete vedere una sorta di recinto fatto per proteggere gli animali a pascolo dal vento, perché a loro non piace il vento, quindi abbiamo supportato queste strutture nella misura agroforestale per proteggere appunto gli animali al pascolo dagli effetti negativi del vento. Al centro vedete un abbeveratoio inserito appunto ai sensi della misura, mentre a destra potete vedere diciamo una struttura tipica del paesaggio, ed è un pozzo che contribuisce al mantenimento della terra, e quest'acqua naturalmente può essere estratta da questi pozzi. Nel bando i beneficiari potenziali erano appunto gli agricoltori privati e le associazioni, nonché i comuni.
abbiamo dato dei costi, abbiamo supportato il finanziamento di unità di costo con finanziamenti non restituibili che coprono un periodo fino a 5 anni. Queste sono le aree che abbiamo supportato, per esempio la situazione di praterie combinate alla gestione appunto di aree a prato per l'allevamento, e i beneficiari avevano come requisito la necessità di avere almeno un'area di 0,3 ettari. Uno dei requisiti per la creazione di praterie era la mistura di semi di almeno 4 specie d'erba, e uno di questi dovevano essere semi di legumi, perché è insomma, buono per soddisfare i requisiti dell'azoto del terreno. E poi ci siamo concentrati anche sullo sviluppo di sistemi agroforestali combinati a seminativi, quindi per la piantagione di piante da frutto. Spettava quindi ai beneficiari scegliere le specie, ma era necessario per loro scegliere alberi appunto da bosco, ma anche da frutto. Come ho detto prima, l'erosione, scusate, la protezione da erosione e deflazione sono supportati in questa misura, e quindi potete vedere che abbiamo definito vari requisiti. Per esempio, un ettaro doveva essere istituito in un'area continua di seminativo e di prato. Poi nel quadro della protezione dei campi era necessario utilizzare alberi in terreni agricoli che dovevano essere in fasce, diciamo, in fasce dai 15 ai 20 metri. E poi ho parlato appunto degli alberi da frutto, e c'era un requisito che prevedeva che dovessero esserci almeno 150 alberi, con un massimo di 250 alberi per ettaro, e un massimo di 75 di questi dovevano essere alberi da frutto. Nel bando abbiamo allocato 1,85 milioni di fiorini ungheresi. Abbiamo incluso inoltre altri requisiti nel nostro bando, li abbiamo descritti, per esempio, come potete leggere, che potessero essere utilizzati solo materiali riproduttivi con origine documentata, che dovessero essere utilizzate solo specie di alberi da frutto di varietà con una descrizione ufficiale contenuta nel catalogo nazionale delle varietà. Quindi questi alberi, Victor, scusa, hai solo un altro minuto. Qui potete vedere l'adozione, potete vedere il numero di domande, qui potete vedere i numeri, i finanziamenti, quindi il numero la quantità di soldi, diciamo, nelle richieste, e il numero di la prima volta non è stata così alta, ma quando abbiamo aumentato i costi unitari la domanda è aumentata, e qui vorrei mostrarvi molto brevemente degli esempi
in Ungheria i beneficiari hanno fatto domanda per sistemi di 3,63 ettari di sistemi combinati tra agroforestali, quindi seminativi e foresta. Queste sono le specie utilizzate per questi sistemi di agroforestazione. Quindi pruni per selvatiche. Vedete la quantità di euro che abbiamo fornito per la manutenzione e l'avanzamento di queste attività. In Ungheria, inoltre, quando abbiamo istituito i sistemi agroforestali nei pascoli, potete vedere che abbiamo utilizzato la quercia. Per quanto riguarda invece le specie da frutta, abbiamo utilizzato appunto questi tipi di pruno. I richiedenti potevano richiedere 354 euro all'anno per attività di manutenzione. Grazie per l'attenzione, spero che questi esempi sulla situazione ungherese siano stati utili. Grazie mille, davvero grazie Victor per questa breve presentazione di uno dei paesi che ha implementato di più le misure agroforestali. Ora passiamo al secondo paese che ha implementato, che ha attuato le misure agroforestali, che è la Francia. La persona che parlerà di queste attività sarà Marion Cassou. Quindi Marion, la parola. Okay, thank you Maria Rosa. I will share my presentation with you. Avvierò adesso la mia presentazione. Hai 10 minuti e ti pregherei di restare nei limiti del tempo a disposizione. Is it okay? Everybody can see? Potete tutti vedere? So I'm Marion Cassou and Mi chiamo Marie Gassou e lavoro in Guadeloupe and I am a e sono delegato francese presso l'EURAF e abbiamo organizzato questa presentazione per farvi vedere l'attuazione della misura 8.2 in Francia. Quindi vi farò innanzitutto una descrizione della misura 8.2 in Francia. In Francia le caratteristiche della misura di attuazione della misura 8.2 sono state decise a livello regionale. Quindi ciascuna delle 27 regioni della Francia ha effettuato delle modifiche alla misura PAC iniziale, tutte nell'ambito del pilastro 2. Vi farò vedere alcuni esempi di variazione. Innanzitutto vi farò di un confronto tra Valle della Loire e Guadeloupe, dove lavoro io. Vediamo che nella Val del Loire la misura è stabilita per la realizzazione di sistemi agroforestali, mentre in Guadalupe la misura copre non solo la realizzazione di questi sistemi, ma anche la loro manutenzione. E ci sono differenze nei criteri di accesso, i costi ammissibili e non ammissibili. Per esempio nella Val del Loire vediamo che nel Val del Loire solo poche specie arboree sono ammissibili e solamente certi tipi di terreni, quindi appezzamenti agricoli. Mentre in Guadalupe vediamo che ci sono differenze per quanto riguarda la densità e per quanto riguarda anche le aree minime.
Quindi ci sono delle differenze notevoli a livello regionale. Per quanto riguarda i costi ammissibili nella Val d'Aosta, abbiamo sia i costi di attuazione ma anche lo studio preparatorio, mentre in Guadalupe sono coperti una serie di costi di stabilimento, di realizzazione, ma anche c'è anche un premio di manutenzione per ettaro. Quindi c'è un premio anche di sviluppo del sistema per ettaro e non penso che questo sia attuato in altre regioni della Francia. Questo premio esiste solo a Guadalupe. Per quanto riguarda nella prossima diapositiva vi farò vedere che solamente 15 su 27 regioni hanno attuato le misure di agroforestazione 8.2 e certe regioni hanno attuato la memoria. Alcune regioni hanno diciamo, aperto la misura ma non l'hanno attuata in realtà e vi spiegherò perché nella prossima diapositiva. Perché tutto il finanziamento europeo deve essere deve essere accompagnato da un cofinanziamento nazionale e quindi in alcuni casi non c'era questo cofinanziamento. Qui vediamo vediamo che tutte le regioni in questa tabella diciamo, avevano alcuni stanziamenti iniziali, però per alcuni non abbiamo i dati. Questi dati sono stati dati a noi da un osservatorio sullo sviluppo rurale che raccoglie i dati e fornisce assistenza tecnica alle autorità che gestiscono le politiche di sviluppo rurale della PAC. Potete vedere che ci sono notevoli differenze negli stanziamenti iniziali tra le regioni e vediamo i pagamenti previsti iniziali rispetto a quelli poi alle somme impegnate. Vediamo che inizialmente erano pianificati, progettati 9 milioni di euro, 9.485.000 euro, mentre solamente poco meno di 2 milioni di euro sono stati successivamente impegnati. Quindi vediamo la differenza. Vediamo anche qui, per esempio, avevamo un impegno iniziale un numero di progetti iniziali superiore a quelli poi realizzati. Qui vediamo qui vediamo il cofinanziamento nazionale, è impegnato 670.000 euro, poi pagati effettivamente, impegnati effettivamente 320.000 euro. Quindi solamente il 42% del finanziamento FEADER è stato utilizzato. E per quanto riguarda le somme totali, vediamo che l'aiuto impegnato è stato, come avevo detto prima, poco meno di 2 milioni di euro, ma quello pagato effettivamente è stato 800.000 euro. Questo perché la misura non è stata poi attuata in alcune regioni, perché alcune regioni avevano delle specificità territoriali, altre regioni avevano diciamo, scritto le misure meglio di altre. Noi abbiamo avuto un incontro qualche settimana fa e
per parlare con le altre persone che lavoravano sulla misura 8.2 nelle altre regioni, per chiedere loro perché ci fosse un tasso di pagamento così basso. E quindi vi parlerò adesso della pratica dell'attuazione della misura 8.2 e alcune proposte e alcuni ostacoli alla sua attuazione. Hai 2 minuti. Quali sono gli ostacoli? Tra il momento dell'impegno e il momento in cui i soldi arrivano sul conto c'è diciamo un periodo abbastanza lungo e quindi questo costringe l'agricoltore a diciamo, reperire fondi liquidi nel frattempo in attesa che gli arrivi il pagamento. Inoltre il sistema è troppo complicato dal punto di vista amministrativo per gli agricoltori e quindi questo ostacola il suo ricorso, il suo utilizzo da parte degli agricoltori. Inoltre ci sono anche degli ostacoli di tipo tecnico perché la misura si incentra su un tipo di agroforestazione negli appezzamenti agricoli con alberi ad alto fusto, mentre molte persone richiedono un'estensione ad altre tipologie di agroforestazione. Inoltre ci sono molti limiti nelle specifiche degli impianti e quindi questo impedisce che ci sia una realizzazione flessibile da parte dell'agricoltore. Per esempio, bisogna utilizzare alberi da frutto innestati insieme ad alberi a specie forestali, che ciò crea difficoltà agli agricoltori. Quali sono alcune proposte per la PAC post 2020? Innanzitutto di offrire una singola misura di sostegno per l'impianto per qualsiasi tipo di agroforestazione, distinguendo però le varie tipologie. Quindi piantagioni lineari, siepi, eccetera. Creare anche una misura di supporto per la vegetazione spontanea, che adesso non esiste. Poi favorire le specie native, le specie locali, ma anche specie adatte ai cambiamenti climatici. E poi dare la possibilità di presentare un singolo fascicolo di attuazione nell'arco di vari anni e la proposta principale è di facilitare l'attuazione da parte degli agricoltori, quindi con un finanziamento con una somma unitaria, quindi una somma ben definita dall'inizio piuttosto che su una stima che è troppo restrittiva. Per ulteriori informazioni c'è un'altra misura, la 4.4, che è specifica per quanto riguarda le siepi, ma non è disponibile in tutte le regioni della Francia al momento. Ci sono 2 associazioni francesi, se volete ulteriori informazioni, l'AFAF, l'Associazione Francese di Agroforestazione, e Réunir AFAF, che è una rete nazionale per l'agroforestazione, e potete vedere i loro siti web e hanno molta documentazione con proposte per la prossima programmazione della PAC. Grazie per la vostra attenzione. Molte grazie. Grazie Marion per la tua presentazione. Vediamo come può svilupparsi l'agroforestazione, quindi seguiremo sicuramente i tuoi consigli. Ora passiamo al prossimo relatore, che è Tim Giselle dal Belgio. Hai 10 minuti, Tim.
Hello everybody. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, mi chiamo Tim e parlerò delle misure agroforestali nelle Fiandre in Belgio. A bit about our organization, the Alcune department. parole sulla nostra organizzazione, il Dipartimento per l'Agricoltura e la Pesca. La politica e l'attuazione della misura agroforestale è compresa nella divisione per il sostegno al reddito che fa parte appunto dell'Agenzia delle Fiandre. Quando abbiamo iniziato con l'agroforestazione avevamo due tipi di agroforestazione immense. Avevamo sistemi agrosilvopastorali e sistemi silvopastorali, quindi è iniziato tutto all'inizio del 2010 quando abbiamo iniziato a progettare questa nuova misura che si basava sul sistema di coltivazione a strisce e poi abbiamo iniziato l'attuazione del programma di sviluppo rurale tra il 2011 e il 2013 e in quel periodo abbiamo raggiunto un massimo del 70% dei costi di investimento che copriva anche il costo dell'acquisto degli alberi, del materiale di protezione e il costo del lavoro per l'installazione di questi materiali. C'erano un minimo di 50 e un massimo di 200 alberi per ettaro. Il requisito era che gli alberi dovessero essere piantati in filari e doveva esserci un minimo di 1 ettaro per lotto agricolo. Gli alberi dovevano trovarsi nei campi per un minimo di 15 anni per poter essere raccolti e questo ha avuto il risultato di un coinvolgimento di 17 agricoltori e 38 ettari coinvolti. Durante questa attuazione abbiamo affrontato diversi ostacoli legali, per esempio legati alla legislazione, a un'interferenza della legislazione, ad esempio la piantagione di alberi oppure il raccolto intermedio oppure il taglio degli alberi tagliati. C'è stata anche una mancanza di conoscenza a livello di agricoltori e una mancanza di evidenze scientifiche per il funzionamento, diciamo, dei sistemi agroforestali. La soluzione di questi problemi legali è ancora in corso. I progetti di ricerca scientifica che sosteniamo ovviamente per i sistemi agroforestali nelle Fiandre. Uno è finito l'anno scorso e ha raggiunto veramente dei risultati sul funzionamento e anche sulla redditività dei sistemi agroforestali, mentre il prossimo ha come obiettivo quello di aumentare l'applicabilità dell'agroforestazione all'interno delle Fiandre. Le condizioni rimangono più o meno le stesse, tranne che abbiamo ridotto il numero di alberi per ettaro a 30, non ci sono più gli obblighi di piantare in filari, quindi quando prima c'erano dei costi fissi e gli alberi possono rimanere per 10 anni rispetto ai 15 invece previsti in passato. Ora guardiamo alcuni dati dal 2012 a oggi e potete vedere sull'asse di destra l'area e sull'asse di sinistra potete vedere il numero di agricoltori, sia per le richieste di impegno, sia per quelle
richieste di pagamento effettivo, quindi gli agricoltori che hanno piantato i sistemi agroforestali. Potete vedere che il numero di agricoltori interessati sta crescendo in maniera lineare, ma l'area interessata non sta aumentando in maniera annuale, quindi c'è una crescita lineare che vorremmo diventasse invece esponenziale. Forse nel prossimo programma abbiamo l'idea di aumentare l'idoneità dei lotti agroforestali, che ora è limitato a 100 alberi per ettaro nelle Fiandre. Abbiamo alcune idee per sussidi di manutenzione. Ci troviamo davanti ancora a numerose sfide, per esempio i problemi legali rimanenti, e così come quello di trasformare un reddito, tirare fuori un reddito dall'agroforestazione, e anche come dovremo affrontare i prossimi nuovi tipi di agroforestazione, ad esempio le foreste commestibili oppure sistemi di permacultura. Questa è la mia ultima diapositiva, quindi darei la parola di nuovo a Maria Rosa. Grazie Tim per questa presentazione straordinaria, per averci mostrato come i numeri stiano crescendo lentamente, soprattutto il numero degli agricoltori che riconoscono l'utilità dei sistemi agroforestali. Il nostro prossimo relatore sarà irlandese, Eugene Curran. Eugene, a te la parola. Just looking at oh, here we are. There we are. Okay. Hello, I'm Eugene Curran. I work for the Department of... Mi chiamo Eugene Curran, lavoro presso il Dipartimento di Agricoltura, prodotti alimentari e marini. L'agroforestazione è una modalità che ci permette di introdurre più specie arboree nelle aziende agricole. Partiamo con questa diapositiva in cui vediamo che l'Irlanda è composta da due giurisdizioni. In realtà abbiamo l'Irlanda del Nord, che appartiene al Regno Unito, mentre il sud dell'Irlanda, il resto dell'Irlanda, appartiene alla Repubblica Irlandese. Vediamo che gli uffici centrali si trovano in quell'area di verde scuro. La Repubblica d'Irlanda, di cui vi parlo io, finanzia le attività di forestazione nell'ambito del periodo 2014-2020, non attraverso il pilastro 2, ma l'idea delle politiche irlandesi è quella appunto di migliorare la copertura. L'agroforestazione è parte del nostro programma di afforestazione e quindi non utilizziamo i fondi PAC, utilizziamo direttamente un finanziamento del Ministero del Tesoro. Qui abbiamo un'attività sperimentale in una zona di Loughgall, nell'Irlanda del Nord. Qui vediamo degli impianti di 8 anni, poi nella seconda immagine impianti di 16 anni. Questo è un progetto a lungo termine che è stato avviato nel 1989 e vediamo poi nell'ultima immagine la situazione attuale. Siamo andati personalmente a visitare questa azienda e siamo stati veramente colpiti dai risultati veramente eccellenti di questo progetto sperimentale. Quindi abbiamo effettuato un'altra serie di attività sperimentali. Vediamo qui
alcuni appezzamenti dimostrativi. Abbiamo qui per esempio l'alternanza con il pascolo e le piantagioni a olmo, vediamo anche l'alternanza tra insilato e pascolo. I sistemi silvopastorali sembrano essere molto efficaci, funzionare molto bene. Quali sono i vantaggi del programma di afforestazione? Gli alberi sono protetti in Irlanda dalla legge di forestazione del 2014, inoltre i programmi di afforestazione sono promossi effettuati anche per il bilancio del carbonio, per bilanciare le emissioni di anidride carbonica. Inoltre diamo ai proprietari terrieri un supporto tecnico sulle tecniche silvicolturali e diamo anche una serie di grant, quindi di sussidi e di premi, e hanno anche accesso ai pagamenti di base. Però quali sono gli svantaggi? Che il terreno è considerato terreno forestale, quindi non può essere più disboscato, e poi magari non hanno più accesso gli agricoltori ad altri schemi di promozione agricola, e quindi sono, diciamo, un po' reticenti diciamo, poco propensi a cambiare la classificazione del loro terreno. Qui vediamo il sistema di sovvenzioni e premi diciamo in atto, in vigore in Irlanda. Abbiamo 12 classi di sovvenzioni e premi, per esempio terreni aperti, la classe 1 che ha una percentuale di sovvenzione e un premio a 15 anni. Dopo una revisione di medio termine, queste classi hanno avuto anche un aumento dei finanziamenti delle sovvenzioni. Abbiamo attualmente un'ulteriore revisione in corso. Qui vediamo un esempio. Qui vediamo che la nostra politica è flessibile, quindi gli agricoltori possono diciamo, impiantare gli alberi in diversi modi nella loro azienda agricola. Non avrebbe senso semplicemente avviare uno schema e aspettarsi che funzioni da solo. Dobbiamo fare tutta la parte di promozione, quindi è molto importante avere queste giornate educative di promozione in cui andiamo a incontrare gli agricoltori. In questa fotografia, vedete, vediamo il personale del dipartimento a destra che prendono appunti rispetto al feedback che danno gli agricoltori su quello che secondo loro funziona e non funziona, e poi ci siamo anche noi lì presenti che ascoltiamo appunto il feedback degli agricoltori, quindi tutta una serie di personale responsabili anche per la ricerca e la formazione, e ci sono anche membri, diciamo, dell'imprenditoria che hanno un interesse, diciamo, a partecipare alle attività appunto di impianto e di promozione dell'agroforestazione. I problemi chiaramente sono quelli della complicazione, si cerca di avere feedback degli agricoltori per migliorare la facilità di applicazione del sistema. Un agricoltore ha impiantato, uno degli agricoltori dopo questa dimostrazione diciamo, si è convinto a partecipare al programma di afforestazione, di imboschimento. Qui abbiamo una visita presso un sito agroforestale del ministro Andrew Doyle insieme al personale tecnico. E questo personale tecnico è una struttura permanente che ha un ruolo molto importante nella promozione del sistema. Qui vediamo alcuni esempi di attivazione. Attualmente abbiamo 51 aziende agricole e 140 ettari a varie fasi del processo di approvazione, quindi abbiamo pascolo negli altipiani, abbiamo allevamento di pollame insieme all'agricoltura nei terreni arabili, vediamo l'insilato insieme al pascolo di
al terreno a pascolo, e vediamo anche l'alternanza e la combinazione con l'allevamento suino. Quindi quali sono le misure di supporto? Abbiamo, come abbiamo detto, attività di formazione per gli agricoltori, poi cerchiamo anche di fornire pagamenti singoli a livello di azienda agricola, diamo supporto a livello legislativo ma anche a livello di ricerca e di formazione per le aziende. Lavoriamo anche con le università e col mondo della ricerca, che si stanno interessando sempre di più alle potenzialità dell'agroforestazione. Per esempio si studia anche quali sono gli abbinamenti migliori appunto tra le specie arboree, le specie agroforestali e le tipologie di allevamento, quindi che specie di animali, quanto tempo possono stare negli appezzamenti. E nell'ultimo anno ci sono stati ulteriori sviluppi nel tema dell'agroforestazione. Abbiamo stilato un programma per il governo per il 2020 sullo sviluppo di una nuova strategia per espandere il rimboschimento, la forestazione, soprattutto con la forestazione naturale e l'agroforestazione, e il programma prevede anche di fornire supporto potenziato allo sviluppo dell'agroforestazione e del pascolo silvestre nelle aziende agricole irlandesi. Inoltre, un altro aspetto positivo, il Forum Agroforestale Irlandese è stato riformato nel 2020, è ancora in corso di sviluppo, è un nuovo forum che riunisce una serie di attori istituzionali, tra cui anche l'Università Queen di Belfast e anche gruppi di agricoltori biologici e non biologici, e vuole operare come hub per disseminare l'agroforestazione in tutta l'Irlanda e fornisce un documento di strategia al Dipartimento per l'Agricoltura e le politiche alimentari e marittime. La realizzazione dell'agroforestazione, parliamo adesso dell'Irlanda del Nord. Nell'Irlanda del Nord la situazione è diversa perché l'agroforestazione nel programma di agricolo ambientale 2017 priorità 4, quindi parliamo del programma di sviluppo rurale pilastro 2. Questo qual è l'approccio futuro? Noi abbiamo raggiunto la conclusione che non ci deve essere un'alternanza, un'alternativa tra agricoltura e forestazione. Entrambe le attività possono essere combinate, possono essere utilizzate tutte le opportunità disponibili, quindi possiamo continuare a sviluppare la misura agroforestale all'interno della politica di forestazione, e il nostro Dipartimento ha molto interesse a questo. Stiamo parlando di densità superiore a 400 alberi per ettaro, e poi possiamo creare anche delle misure agroforestali nell'agricoltura, e quindi in questo caso per appezzamenti con una densità di alberi minore di 400 per ettaro. E quindi possiamo combinare quindi sfruttare sia le politiche forestali che quelle agricole per promuovere l'agroforestazione a diverse scale di densità. Ci possono essere aree in cui vengono piantati alberi, e possiamo avere anche una alternanza, quindi aree forestali vere e proprie che sono protette e degli appezzamenti di terreno diciamo alternate. Vi ringrazio dell'attenzione. Thank you very much, Eugene, for this. Grazie Eugene per questa presentazione eccellente. E ora siamo in orario, e grazie a tutti per averlo permesso.
C'è una discussione sulla chat, ho chiesto di fare domande, ho visto che molti sono stati molto attivi. Però andrò avanti con le domande nella chat. Alcune di queste hanno già una risposta. Uno riguarda la tabella di Thomas. Credo che riuscirà a mandare la tabella agli organizzatori della presentazione che ha tenuto stamattina. È giusto, Thomas? Potrebbe essere possibile? Riusciresti a farlo? Sorry. Actually, I had no time to prepare a presentation. Scusate, non ho avuto tempo di preparare una presentazione. Not new data. I mean, Questi non sono dati nuovi che riguardano particolarmente l'attuazione, quindi sono ancora in attesa dei dati aggiornati e sarò in grado di utilizzare i dati di attuazione quando saremo pronti. Non vediamo l'ora quindi di avere queste informazioni. C'è la possibilità di supportare visite sul campo ai sensi della misura sulle informazioni e le adozioni miglioreranno quando gli agricoltori inizieranno a vedere sul campo e non solo nelle presentazioni. Ecco perché le presentazioni, per esempio, del caso spagnolo sono assolutamente importanti. Operational groups that are running across Europe. There is C'è inoltre una domanda di un anonimo per Marion in caso di coltivazioni. Vedo che c'è una risposta di Marion, sentiamo direttamente. Yes. Sì. I respond that everything is controlled. Tutto viene controllato ed è soggetto a regolamenti. Ho fatto un esempio nella Guadalupe. La densità per ettaro è molto controllata, abbiamo specifiche e deve essere rispettato. Tutto è controllato, tutto quello che si coltiva nella foresta, eccetera, eccetera, tutto quello che si pianta e così via. Sì, grazie. Cristian Dupra fa una domanda. Quelle aree della Francia che promuovono l'agroforestazione non collegate al programma di sviluppo rurale? Non so se Cristian vuole fare una domanda più articolata o se Marion vuole condividere con noi la risposta. Sì, è una domanda interessante. Non so che cosa ha fatto l'Occitania e ho detto a Cristian che mi interesserò più tardi di trovare una risposta alla sua domanda relativa all'Occitania. Scusate. E quindi cercherò di vedere se anche altre regioni fanno lo stesso, perché al momento non lo so. Un commento rapido? Sì, la regione dell'Occitania ha deciso di fare tutto senza l'aiuto dell'Europa perché era tutto più semplice, perché i progetti sono piccoli e così la dotazione
e quindi ha deciso di fare tutto da sole con denaro regionale, e questo approccio ha funzionato bene dal punto di vista esterno. Quando sentiamo l'implementazione delle misure del programma di sviluppo rurale, sappiamo che l'agroforestazione è a metà tra l'agricoltura e la forestazione. Molti progetti cercano di infilarsi in mezzo a questi due settori, quindi ci sono restrizioni relative all'età e al numero degli alberi, e questo rende tutto più complicato per gli agricoltori. Un report mostra che le misure di supporto all'agroforestazione sono principalmente misure ambientali, soprattutto perché si basano soprattutto sui risultati, quindi sottolinea quindi tutti i benefici forniti dall'agroforestazione. C'è anche una domanda da Matilda per Tim: come hai risolto il problema legali delle Fiandre rispetto al numero di alberi? Sì, le questioni legali erano relative all'implementazione dell'agroforestazione da parte degli agricoltori, e specificamente soprattutto se potevano raccogliere, tagliare gli alberi dopo il loro ciclo di vita e se avevano bisogno di un permesso per farlo. E questo è un problema legale che diciamo impedisce all'agricoltore di attuare le misure, quindi è una parte di legislazione che escludeva il raccolto degli alberi ma invece ci sono alcune parti della legislazione che richiedono permessi e altre no, quindi è un po' complicata. Alberto Martino ha fatto una domanda a Tamas. Alberto, vuoi prendere la parola e diciamo riassumerla? No? Well, maybe I can make the question. Since this is an agroforestry measure, not fruit trees. Questa è una misura non per la creazione di frutteti. Il numero di alberi deve essere inferiore al 50%, ma mi chiedo in base a che cosa. Sì, ho risposto nella chat, quindi di base questa è misura di agroforestazione ed è una misura del gruppo di forestazione. L'intenzione era quella di mischiare alberi forestali con l'uso agricolo, ma durante l'implementazione delle misure si è reso chiaro che molte regioni dei paesi volevano piantare degli alberi da frutto, e quindi abbiamo discusso e abbiamo cercato di non invadere, diciamo, i campi agricoli, di non mischiare diciamo, i frutteti con l'agricoltura, perché quella sarebbe stata un'altra questione. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo avuto questa interpretazione, questa linea guida, che oltre non più del 50%, cioè più del 50% dovevano essere specie forestali. Alcuni di questi potevano essere piantati anche dei alberi da frutto. Ad esempio, nel caso dell'Ungheria, per il periodo di programmazione precedente, siccome utilizzavano questo tipo di varietà di alberi da frutto, ma in maniera storica, e quindi è stato deciso
di mantenere questa varietà anche da un punto di vista genetico e tradizionale, ma ai sensi del sistema legale attuale dovremmo attenerci a questa regola che almeno il 50% degli alberi piantati devono essere specie forestali, poi al fine di parlare di sistemi agroforestali e quindi non alberi da frutto. Credo che sia una questione più complicata quando ci sono alberi come per esempio quello del castagno, che sono alberi forestali ma che invece hanno anche un valore economico. That's very important. Bert made a question to Marion. In the case Sì, c'è una domanda per Marion. Non è il caso. Come viene controllato? Non so se Marion hai la risposta. Sì. Non vedo la domanda. What question are you talking about? Di quale domanda stiamo parlando? Non la vedo. In caso di coltivazione, di installazione nella foresta, queste non portano a un degrado della foresta? Sì, ho risposto che tutto è soggetto a regolamenti e c'è un controllo specifico e ci sono specifiche molto controllate, quindi c'è il rischio di degrado forestale quando si coltiva in una foresta, ma questo può essere controllato per ridurre al minimo il degrado. Thank you very much, Marion. Grazie, Marion. C'è una domanda da Patrick Worms. Sarebbe meglio che ti spiegassi. E la domanda è per Tamas. Patrick? Scusate, ho avuto problemi di connessione. Potete ripetere la domanda? No, è una domanda di Patrick Worms. Non so se lui la vuole riassumere per te. La domanda comunque è rivolta a Tamas. Sì, credo che abbia già risposto nella chat. Da tutti gli interventi risulta che abbiamo due problemi importanti con l'adozione dell'agroforestazione. Uno è la complessità amministrativa della domanda per i sussidi e il secondo è la definizione legale molto rigida su quello che si può o non può fare. Da quello che capisco sono problemi tecnici. Se non hai il controllo degli alberi, se scegli la specie sbagliata o la densità è sbagliata, si rischia di perdere i sussidi. La domanda per Tamas era: sappiamo che questo è un problema della PAC e ora stiamo facendo una nuova PAC. C'è una possibilità che nel nuovo trialogo la Commissione, il Consiglio e il Parlamento si accorderanno per fare una regola generale che elimina la maggior parte di questi ostacoli regolatori e ai sussidi, oppure se è una speranza frustrata. E se così fosse, dovremmo andare ai nostri Paesi membri per fare le domande singole, perché convincere 27 Stati membri è molto più difficile piuttosto che convincere una singola istituzione europea. Sì, ho capito la domanda. La situazione è che la Commissione ha scelto di un nuovo modello di sviluppo per dare più flessibilità agli Stati membri, perché questa era già un approccio scelto. Gli Stati membri volevano avere la loro libertà, avere una maggiore flessibilità, e questo è anche una responsabilità
e volevano anche la flessibilità e la libertà per stilare i nuovi piani della PAC. Però dopo questo processo di trialogo in cui 3 istituzioni si accorderanno, sembra che il nuovo periodo di programmazione della PAC porterà un quadro più flessibile per l'agroforestazione. Quindi è davvero sta agli Stati membri, perché l'intenzione della Commissione era quella di dare una maggiore flessibilità, ma data questa discussione abbiamo visto che gli Stati membri volevano avere più dettagli, ma se la Commissione dà più dettagli, questo significa in pratica più restrizioni potenziali, quindi a volte non siamo pronti ad accettare la flessibilità. Ed ecco perché questo processo è così interessante, e quando il regolamento per la PAC sarà pronto, questo non significa la fine di questa riflessione comune e di questo processo di condivisione, perché ci sarà la fase della preparazione del piano strategico della PAC e ci saranno quindi più domande e risposte, ma sappiate che il regolamento Omnibus vorrà fare le misure più flessibili grazie al vostro lavoro come associazione e anche così molti Stati membri, come ho già detto. Quindi sono sicuro che in futuro tutta questa situazione migliorerà. La flessibilità dell'omnibus sì, era davvero necessaria, e speriamo che la PAC e i relativi piani strategici, le nuove attività saranno più adatte alle sfide ambientali e climatiche dei paesi, e piuttosto che essere basato sulle restrizioni per l'implementazione dell'agroforestazione, vedremo invece i benefici ambientali dell'attuazione dei nostri piani di agroforestazione. C'è una domanda da Jerry Lawson per Tim. Potreste dare più dettagli sulle sfide legali? Come fa diciamo, il terreno agricolo a diventare foresta se ci sono troppi alberi per ettaro? Sì, ho già risposto a Jerry nella chat. Questa sarebbe una presentazione, un'altra presentazione richiesta, che mi richiederebbe almeno un'ora per spiegare questo problema. Si è svolta una discussione sul fatto se l'agroforestazione viene vista come forestazione alla luce di varie legislazioni. C'è una serie di aspetti legislativi, per esempio quella sulla forestazione, sul cambiamento degli habitat, ci sono pianificazioni speciali che riguardano l'impianto di alberi in terreni agricoli, patrimonio legislativo e sono tutti diversi, hanno un'opinione diversa sull'attuazione dei sistemi agroforestali, garantire di poter raccogliere un albero, tagliare un albero quando si vuole. Questi sono i problemi giuridici. Come vi ho detto, è ancora un lavoro in corso per cercare di superare questi problemi giuridici, ma ovviamente ci muoviamo passo dopo passo. Ci sono buone speranze che il Dipartimento sulla legislazione forestale, naturale raggiungano un accordo, quindi speriamo che in futuro, anzi siamo sicuri che in futuro vedremo dei progressi. Grazie Tim per la risposta. Stiamo avendo una discussione molto bella, ma credo di doverla purtroppo tagliare qui a causa
dei problemi di tempo e mi dispiace perché queste sono domande molto interessanti perché questa la prossima è molto interessante. Spero che riusciremo a occuparci delle domande e delle risposte e che riusciremo ad avere tutte le soluzioni, diciamo, nella fase conclusiva e che queste questioni verranno portate poi nella discussioni future. Quindi grazie mille a tutti. Sono le 10:45, facciamo 15 minuti di pausa o forse possiamo riniziare alle 11:05 se siete tutti d'accordo. Okay. Sì, direi di sì. Credo che ci siamo accordati con gli organizzatori di utilizzare 15 minuti di pausa, quindi direi che ci rivediamo direttamente alle 11 in punto. Grazie Giovanna. Quindi facciamo 5 minuti in più di pausa e ci vediamo alle 11. Grazie.
Welcome to all of you who Ben ritrovati e benvenuti se vi siete collegati adesso. Abbiamo adesso la seconda sessione del webinar odierno. La prima parte è stata molto interessante e si è incentrata soprattutto sulle esperienze di attuazione delle politiche agroforestali nei paesi europei
del nord Europa nello specifico. Adesso invece in questa sessione ci incentreremo sulle esperienze dei paesi dell'Europa meridionale, in particolare l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia, e poi avremo un collega degli Stati Uniti che ci darà un quadro della sua esperienza in Nord America. Il facilitatore per questa sessione è Joana Amaral Paulo del Centro per gli Studi di Forestazione dell'Università di Lisbona, Portogallo. Vorrei ringraziare Maria Rosa Losada, la facilitatrice della prima sessione. Adesso do la parola a Joana. Grazie, grazie a te. Buongiorno a tutti. Per prima cosa, grazie del vostro invito a moderare questa sessione che segue la sessione precedente. Vorrei chiedervi di scrivere le vostre domande nell'opzione Q&A, domande e risposte, ma aspettate alla fine delle 5 presentazioni per le risposte. Quindi le risposte saranno date alla fine di tutta la sessione e chiederò anche ai relatori di attenersi ai 10 minuti a loro concessi. Iniziamo quindi con la relazione italiana di Giustino Mezzalira dell'Associazione Agroforestale Italiana. Grazie Giovanna, grazie a tutti. Dall'Italia adesso condividerò il mio schermo. Ok. Ok. In my 10 minutes, nei 10 minuti a mia disposizione vi parlerò della situazione in Italia, che come sapete è un paese molto complesso con varie condizioni ambientali, dal nord che è più simile alle condizioni territoriali dell'Europa centrale, quindi con territorio montuoso, con notevoli risorse idriche e quindi condizioni molto diverse rispetto al centro e al sud dell'Italia. Ho deciso insieme agli organizzatori dell'evento di selezionare alcune regioni specifiche. La prima è la regione Veneto, in cui io lavoro, in un ente regionale per la tutela ambientale, e poi vedremo un esempio dal sud dell'Italia. Quindi parliamo innanzitutto della regione Veneto. Qui quindi una regione settentrionale. Nella parte centrale e meridionale della regione abbiamo un'ampia pianura, però abbiamo anche una zona montuosa alpina nella zona settentrionale della regione. Nella regione Veneto i paesaggi agroforestali erano abbastanza diffusi fino agli anni 60 e quindi erano molto diffusi sia nella zona pianeggiante, in cui vi erano sistemi silvo-arabili rappresentati dalla piantata padana nelle aree pianeggianti collinari, mentre nelle aree montane erano comuni i sistemi silvopastorali rappresentati dalle malghe, sistemi di pascolo di alta quota in cui anche i boschi limitrofi venivano utilizzati a uso foraggero. Potete vedere in queste immagini, vedete come dominano come tipologia d'albero l'abete rosso e nelle
pianura e attualmente invece abbiamo un'agricoltura intensiva in pianura e quindi abbiamo avuto una riduzione del sistema agroforestale. In altre regioni come la Sardegna abbiamo ancora un sistema silvopastorale esistente, che resiste, diciamo, che si mantiene, mentre nel Veneto il sistema silvopastorale si è ridotto nel corso degli anni, però negli ultimi anni sono stati fatti degli sforzi per cercare di rilanciare l'attività agroforestale nella mia regione del Veneto, in particolare l'Agenzia regionale Veneto Agricoltura e anche l'AIAF, l'Associazione Italiana di Agroforestazione, che è nata proprio nella mia regione, ha cercato di promuovere la reintroduzione di attività agroforestali. Qui vediamo delle piantagioni, diciamo, dei filari di pioppi. In alto vedete un'azienda pilota di Veneto Agricoltura e in basso vedete una delle aziende agricole più innovative della nostra regione, l'azienda casaria di Masi. E qui vediamo l'azienda Sasse Rami, con la quale noi collaboriamo direttamente sul campo. Grazie a questa attività abbiamo potuto reintrodurre una serie di elementi pastorali e agroforestali, in particolare vediamo le siepi che sono state reintrodotte nella nostra regione nel periodo di programmazione 2007-2013 utilizzando la misura 222 e in realtà appunto il Veneto è stata l'unica regione in Italia che in questo periodo di programmazione 2007-2013 ha utilizzato la misura, quindi per l'impianto di sistemi agroforestali nei terreni agricoli. C'è stato un bilancio locale assegnato di 2 milioni di euro, ma sfortunatamente solo una piccolissima percentuale di questi fondi sono stati effettivamente utilizzati da 2 aziende agricole che hanno realizzato dei sistemi silvorabili, quindi parliamo appena dell'1,38% dei fondi disponibili sono stati utilizzati, 27.000 euro. Quindi adesso la Regione Veneto sta provando di nuovo a promuovere questi sistemi agropastorali nel periodo di programmazione attuale. La Regione Veneto ha attivato la sottomisura 821, ma il risultato purtroppo è stato anche qui molto scoraggiante perché la sottomisura, che ha avuto un bilancio iniziale di 200.000 euro, non ha avuto nessuna richiesta di accesso ai fondi. Abbiamo avuto però un gruppo operativo che ha utilizzato una piccola percentuale di queste risorse, ma devo sottolineare che in molti casi le aziende che partecipavano a questo gruppo operativo hanno utilizzato altre misure come la sottomisura 8.1.1 che consente l'impianto di alberi a rotazione breve. Quindi hanno utilizzato altre misure, non l'821. Queste sono misure più interessanti per gli agricoltori. E quindi ricorrono a queste misure più che alla misura 8.2. Quali sono le ragioni di questo fallimento? Il fallimento è attribuibile a varie ragioni, perché noi abbiamo stanziato dei fondi a valere su questa misura, ma non siamo riusciti a
ottenere l'utilizzo di questi fondi, quindi diciamo l'adesione degli agricoltori, delle aziende. Quali sono i motivi di questo fallimento? Due motivi principali. Il primo motivo sono le restrizioni, i limiti imposti dai regolamenti e dai bandi, perché i bandi chiaramente sono modellati sulla base dei regolamenti, quindi per esempio sono limiti per l'utilizzo dei pioppi e di altre specie a rotazione rapida come la paulonia negli sistemi silvorabili, mentre queste sono proprio le specie più apprezzate e più utilizzate anche tradizionalmente dai nostri agricoltori. Inoltre c'è anche una specie di diffidenza da parte del mondo agricolo rispetto a queste misure, perché diciamo ci sono molti aspetti tecnici su cui mancano di esperienza, c'è una mancanza di conoscenza degli aspetti tecnici, quindi una diffidenza, una mancanza di conoscenza dell'argomento e anche pregiudizi in merito alle possibili interazioni negative tra le specie arboree e i seminativi. Specie gli agricoltori non hanno conoscenze di alto livello, chiaramente non leggono le riviste scientifiche, quindi per loro è difficile, diciamo, superare questi pregiudizi. Ma abbiamo comunque dei motivi di fiducia per le prospettive future, perché gli stakeholder principali stanno incominciando a avere maggiore interesse verso le misure agroforestali, in particolare per quanto riguarda le piantagioni lineari di pioppi. Vediamo delle attività sperimentali da parte dell'università e da parte di centri di ricerca sui sistemi silvorabili e nel 2020 è stato avviato dall'Università di Padova, un nuovo programma di studi sui sistemi agroforestali nell'ambito della laurea specialistica magistrale in scienze forestali. E come vedete da questa immagine, gli studenti stessi apprezzano molto l'ombra fornita da questi alberi durante le pause dello studio, quindi vorrei ringraziare in chiusura tutti coloro che hanno contribuito a questa presentazione fornendo dati, immagini e commenti e vedete elencati in questa diapositiva. Vi ringrazio. Molte grazie Giustino per questa presentazione così interessante e per questa bella foto degli studenti dell'Università di Padova. E adesso passiamo al prossimo relatore, Domenico Campanile. Spero di pronunciare bene il nome, che è dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Protezione delle risorse naturali forestali della Regione Puglia, Italia. Domenico, a te la parola. Domenico, non riusciamo a sentirti perché il tuo microfono è spento, quindi potresti attivare il microfono per favore? Ecco qui. Ci siamo. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Il mio intervento riguarderà l'attuazione della sottomisura 8.2 del PSR Puglia a seguito dell'emanazione di 2 avvisi pubblici che hanno portato, diciamo, dei risultati inattesi per quanto riguarda la nostra regione. E nella mia presentazione capirete il motivo per cui parlo di risultati inattesi. Innanzitutto volevo dirvi che siamo una regione italiana povera di boschi. Siamo l'ultima regione in termini di superfici,
una superficie pari a 189.000 ettari, un coefficiente di boscosità meno del 10% rispetto, diciamo, ad una media nazionale del 40%. Quindi il governo regionale, le politiche regionali devono attenzionare questo dato deficitario per poter, diciamo, incrementarlo e renderlo sempre, diciamo, più attrattivo a livello nazionale. In questa slide capite bene, in questo grafico, come siamo, diciamo, in termini di superfici forestali all'ultimo posto a livello nazionale. Vedete l'istogramma di colore verde piccolina pone la Puglia in termini percentuali al primo posto, leggendo da sinistra, mentre questo istogramma diventa di colore marroncino e ad indicare le superfici del suolo dedite soprattutto all'agricoltura. Agricoltura che in termini sempre di superfici ha una SAU di oltre 1.200.000 ettari, una SAU pari a quasi il 65% sulla superficie territoriale, e quindi stiamo parlando di una regione prettamente agricola, e con, nell'ambito della ripartizione delle colture agricole in questa regione, diciamo, al primo posto ci sono le colture arboree con il 45% della SAU destinata appunto a colture arboree, ma un'altra importante percentuale è quella delle colture erbacee, ben un 35% di quel 1.200.000 ettari di superficie. E quindi nella programmazione si è tenuto conto proprio di questo 35%, perché stiamo parlando soprattutto di colture erbacee, soprattutto frumento, e quindi andare a diversificare la coltivazione erbacea con l'immissione di specie forestali ci è sembrato un atto di programmazione importante, quasi doveroso. Domenico? Sì? I am sorry, may I ask you to switch to Domenico, puoi condividere lo schermo in modo da vedere? Deve condividere lo schermo in modo da poter vedere la presentazione. E quindi questa è un po' la cartina della nostra Regione Puglia, dove si evidenzia la parte, diciamo, in verde chiaro, che è soprattutto la superficie pianeggiante tendenzialmente collinare, con le superfici boscate concentrate soprattutto in due aree: la zona del Gargano, il promontorio del Gargano, la parte alta della Puglia, e la parte centrale, la zona delle Murge, le Murge baresi e le Murge tarantine. E in questi due grandi areali peraltro sono presenti due parchi nazionali, il Parco Nazionale del Gargano appunto e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Quindi, dicevo, stiamo parlando di forestazione, ma soprattutto di agroforestazione. Nel nostro programma di sviluppo rurale, oltre alla misura 8.1 che eroga aiuti per la realizzazione di nuovi rimboschimenti, abbiamo attivato in Puglia anche la misura 8.2, appunto l'impianto e la manutenzione e mantenimento dei sistemi agroforestali. Mentre nella prima misura, nella 8.1, abbiamo allocato ben 20 milioni di euro, nella 8.2 sono stati previsti 5 milioni di euro. E la misura 8.2, i sistemi agroforestali, sono rivolti all'inserimento appunto di specie forestali su una superficie agricola. E che tipologie di impianto noi abbiamo previsto? Che peraltro discende dal regolamento comunitario. Noi abbiamo solamente attuato le linee guida del regolamento comunitario,
e quindi sono state previste piantagioni lineari, in buona sostanza siepi, alberature, fasce boschive e frangivento, ma anche piantagioni, diciamo, sparse in queste superfici agricole, utilizzando un minimo di specie forestali da 50 a 250 piante massimo ad ettaro, e utilizzando specie che potevano avere, diciamo, possono avere a maturità una duplice attitudine, sia quella di produrre frutti, sia quella di produrre legname. E l'aspetto importante che abbiamo curato nell'emanazione dei nostri bandi è stato quello di predisporre delle linee guida di progettazione al fine di dare delle indicazioni tecniche ai tecnici progettisti. E quindi abbiamo esplicitato con dei semplici modelli, come per esempio la siepe arbustiva monofilare, oppure la siepe arbustiva a doppia fila, o ancora la siepe arbustiva a gruppi. E questi sono stati, diciamo, gli esempi che noi abbiamo riportato nella manualistica di progettazione. Ancora abbiamo anche immaginato la realizzazione di un'alberatura doppia o di fasce boscate con un piano, diciamo, arboreo e un piano arbustivo, oppure, diciamo, una fascia boscata con una realizzazione arborea e, diciamo, un doppio filare arbustivo. Quindi alle siepi e ai filari abbiamo anche previsto l'inserimento, la realizzazione di piccoli boschetti con una piantagione a gruppi, proprio per raggiungere una finalità importante, quella ambientale e quella produttiva, perché sappiamo bene che in questo modo abbiamo aumentato, migliorato la biodiversità, soprattutto o meglio contribuito ad evitare l'erosione dei suoli e a ridurre anche l'inquinamento dei suoli, soprattutto in quei suoli dove ci sono problemi di natura azotata. Altro aspetto importante che abbiamo curato è quello legato all'approvvigionamento delle piantine forestali da utilizzare con la sottomisura 8.2. Sono piantine che derivano quasi esclusivamente dai vivai forestali regionali presenti nell'albo regionale, i quali vivai sono tenuti per regolamento regionale ad raccogliere i semi dai boschi da semi regionali che si trovano in queste 6 regioni di provenienza. Abbiamo la regione di provenienza del Gargano, quella in verde, quella del Tavoliere, quella in giallo, quella dei Monti Dauni, quella azzurra, poi c'è la grande regione centrale, quella in viola, delle Murge tarantine e brindisine, poi c'è la regione dell'arco ionico tarantino, quella in celestino, ed infine la regione salentina, quella in rosso. Chiaramente stiamo parlando, soprattutto nella regione del Salento, stiamo parlando di un'area, come tutti sappiamo, colpito da una piaga che è la Xylella fastidiosa, e su questo chiaramente le attenzioni sono massime, perché dobbiamo cercare di evitare l'inserimento di specie ospiti o specificate al fine di non aggravare la situazione Xylella. Come vi stavo dicendo, la misura ha previsto una dotazione finanziaria di 5 milioni ed è rivolta soprattutto a proprietari privati o possessori di terreni agricoli, ma anche è rivolta a soggetti pubblici e ai loro consorzi. L'aspetto importante e inatteso, quello che dicevo inizialmente, è legato al fatto che questa misura, rispetto per esempio alla 8.1 del PSR che eroga aiuti per l'imboschimento,
al 100%, questa li eroga all'80%. E quindi è stata un po' una scommessa, perché chi si candidava doveva garantire l'ulteriore 20%. Quindi il contributo massimo è vero che è di euro 2.750, ma rappresenta l'80%, mentre chiaramente poi per la manutenzione di questi impianti il regolamento e quindi il nostro bando ha previsto un aiuto pari al 100% e non superiore a 1.200 euro ad ettaro. E chiaramente poi nell'ambito del progetto di investimento massimo finanziabile sono previste anche le spese generali pari al 12%. Sono stati emanati 2 bandi, uno nel 2017 e uno nel 2018, hanno avuto, diciamo, 2 risultati differenti, perché mentre quello del 2018 ha visto solamente la presentazione di 59 domande e per una richiesta di 2.815.000 euro, nel secondo bando, cioè l'anno successivo, dopo aver fatto le linee guida, dopo aver comunicato meglio la bontà della misura, diciamo c'è stato in maniera inaspettata un boom di domande pari a 264 e una richiesta, diciamo, 5 volte la dotazione, perché avevamo allocato sia nel primo che nel secondo bando 2,5 milioni. Quindi invece la richiesta è stata di 10 milioni. Veramente sorprendente, ma un aspetto importante. Sono state alla fine selezionate delle 323 domande, in virtù anche della dotazione finanziaria, 106 domande, e attualmente sono ancora in corso di istruttorie altre domande per arrivare appunto alla dotazione finanziaria di 5 milioni. Attualmente abbiamo già impegnato 4 milioni, quasi 4 milioni e mezzo, ne mancano altri 500.000 per raggiungere il plafond. E questo ci consentirà che cosa? Di impiantare queste specie forestali in poco più di 1.400 ettari e una piantumazione stimata circa di 342.500 piante forestali. Altro aspetto importante, e con questo... Domenico? Sì? Domenico, 1 minute. Sì, ho concluso. Domenico, hai ancora un minuto? A realizzare, perché nei nostri criteri di priorità c'erano le aree Natura 2000 proprio in queste aree, ben il 65% in queste aree. Concludo dicendo queste brevi considerazioni, che la Puglia ha investito nella 8.2 e la 8.2 ha dato ottimi risultati. Che con questa misura noi puntiamo alla diversificazione del paesaggio agrario, sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista paesaggistico, e soprattutto quegli interventi li andiamo a realizzare nelle aree reti Natura 2000 per migliorare anche quelli che chiamiamo corridoi ecologici. È chiaro che il successo della misura sarà, diciamo, la cartina di tornasole per le future programmazioni in campo agroforestale. Grazie, ho concluso. Thank you very much, Domenico. Thanks, Domenico. Grazie, Domenico. Adesso passiamo dall'Italia alla Spagna e sentiremo la presentazione di José Ramón Álvarez. José? Ciao. Good morning. Good morning. Ciao a tutti. Good morning. Buongiorno a tutti. From the Forestry Going to share the screen. Yes. Vorrei condividere lo schermo. Forestry Committee of the Andalusian Biodiversity Council from Spain. Welcome. Benvenuto. Quindi Thank you very much. José lavora per il Comitato Forestale del Consiglio per la Biodiversità Andaluso, Spagna. Potete vedere lo schermo? Mi chiamo José Ramón Guzmán Álvarez e io lavoro presso il Ministero regionale per l'agricoltura e le scienze forestali in Andalusia, nel sud della Spagna.
e nella mia relazione fornisco dati forniti da Euraf Spagna e anche da colleghi del Ministero dell'Agricoltura spagnolo e delle regioni che hanno attuato il programma e la misura 8.2 del programma di sviluppo rurale, quindi l'Estremadura, la Galizia, l'Asturias e i Paesi Baschi. Quindi l'attuazione del Fondo Agricolo Europeo per lo sviluppo rurale in Spagna è coordinato dal Ministero dell'Agricoltura, ma è gestito su una base decentrata dalle regioni amministrative in cui il paese è diviso. Ecco perché noi abbiamo 17 programmi regionali di sviluppo rurale e un programma nazionale che diciamo, fissa le linee strategiche a livello nazionale. I programmi regionali di sviluppo rurale che includono l'aiuto agroforestali sono quelli della regione della Galizia e Asturia nel nord, ma anche i Paesi Baschi, l'Estremadura e l'Andalusia. Queste regioni amministrative appartengono a diverse regioni biogeografiche, quindi quelle del nord, la Galizia, l'Asturia e i Paesi Baschi appartengono alla regione biogeografica dell'Atlantico, mentre l'Andalusia appartiene e l'Estremadura appartengono alla regione mediterranea. Quindi le differenze sono soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche climatiche, quindi di piovosità, quindi abbiamo una Spagna piovosa al nord e una Spagna diciamo arida, più arida, e questo dà luogo a diversi sistemi agroforestali nelle diverse zone della Spagna. Quindi vediamo che c'è un forte contrasto tra i sistemi agroforestali del nord della Spagna con quelli del sud. L'applicazione in Spagna delle misure agroforestali si è avvantaggiata della flessibilità di questa misura. E in particolare per quanto riguarda la realizzazione di sistemi agrosilvestri e anche per i sistemi silvopastorali, cioè i sistemi agricoli forestali e quelli silvopastorali. Quindi abbiamo, per quanto riguarda la prima categoria, alberi per la produzione di legname insieme a alberi da frutto nelle Asturie, alberi di castagno e alberi da legna per uso come combustibile e anche coltivazione di funghi e altri prodotti in Galizia, mentre invece altri sistemi di combinazione tra pastorizia e copertura forestale. L'attuazione concreta della misura si è adattata alle diverse situazioni, quindi per esempio abbiamo diverse gamme di densità, da 10-120 alberi per ettaro in Andalusia a 50-450 alberi per ettaro nelle Asturie. Il premio annuo per ettaro copre i costi di manutenzione, quindi il premio diciamo per la manutenzione va tra 2 anni in Estremadura e 5 anni nei Paesi Baschi e nell'Asturia. E inoltre gli investimenti includono un'ampia gamma di attività come decespugliamento, impianto, protezione delle piantine. Vediamo adesso il caso della Dehesa, che è stata qualificata come il sistema agroforestale più diffuso in Europa. Il problema era quello della rigenerazione del suo patrimonio boschivo anziano, diciamo. Quindi inizialmente è stato difficile gestire il focus iniziale dell'articolo 23b sulla realizzazione del sistema. Nonostante ciò, l'Estremadura ha
è riuscita ad attuare un aiuto basato su questo regolamento in coordinamento con l'articolo 17 sugli investimenti. La pubblicazione del regolamento Omnibus del 2017 ha consentito una definizione più articolata della misura, che ha incluso la rigenerazione e il rinnovamento dei sistemi esistenti. Anche se la regione dell'Andalusia inizialmente ha seguito l'approccio del regolamento del 2013, la versione aggiornata del regolamento ha modificato la misura dando un focus maggiore alla rigenerazione e al rinnovo, quindi allo sviluppo di di sistemi esistenti. Qual è la nostra visione? Qual è la nostra visione per il futuro? Innanzitutto noi ci concentriamo l'attenzione sulla conservazione della nostra tipologia molto varia di sistemi agroforestali e sull'importanza di preservarne la multifunzionalità, specialmente in questo contesto. Alcuni dei nostri sistemi agroforestali, come le DEHESAS, hanno una lunga storia e devono essere protetti a motivo del loro valore socio-economico, ecologico e produttivo. Tuttavia, la loro sostenibilità economica è minacciata e quindi l'inclusione di una misura specifica orientata per i sistemi agroforestali nel nuovo periodo di programmazione offre una grande opportunità. Quali sono le lezioni che abbiamo appreso? Innanzitutto, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 ha consentito di raggiungere una migliore comprensione della misura agroforestale in Spagna, anche se la sua applicazione è stata, diciamo, a macchia di leopardo, non uniforme, e il suo potenziale non è stato ancora pienamente sfruttato. Tra i problemi che sono stati identificati abbiamo la mancanza di conoscenze, quindi la mancanza di interesse da parte dei potenziali beneficiari. Un altro problema è la complessità della procedura amministrativa a causa della necessità di coordinare la parte di investimento dell'aiuto con i costi di manutenzione che vengono compensati nell'ambito del sistema integrato della PAC. Inoltre alcuni agricoltori hanno timore di perdere la classificazione agricola dei loro terreni e quindi l'ammissibilità al sostegno della PAC. Quindi quali sono le nostre conclusioni? Questi fattori, questi ostacoli spiegano in parte perché questa misura non ha avuto un'alta priorità da parte delle regioni spagnole nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, scusate, e molte delle misure non sono state attuate. In ogni caso, le lezioni apprese durante il periodo 2014-2020 presumibilmente ci consentiranno di applicare in modo migliore il sostegno ai sistemi agroforestali nel prossimo periodo di programmazione. Vi ringrazio dell'attenzione. Sarò lieto di rispondere ad eventuali domande e a continuare il dibattito durante la discussione. Molte grazie, José. Grazie per aver rispettato il tempo a disposizione e per la tua presentazione così interessante. Adesso vedo che abbiamo altri partecipanti che si stanno unendo al nostro webinar, quindi sono lieta di vedere questa partecipazione crescente al webinar. Sono lieta per noi e per gli organizzatori. Adesso passiamo al nostro paese, il Portogallo. Abbiamo la presentazione di Manuel Loureiro della Direzione di Pianificazione, Politica e Amministrazione Generali del Ministero dell'Agricoltura del Portogallo. Prego. Buongiorno e grazie. It's working? You can see the Yes. Riuscite a vedere la presentazione? Vorrei iniziare ringraziando l'EURAF per avermi invitato a partecipare a questo webinar. La presentazione è composta da 4 breve parti, un'introduzione per spiegare il sistema agroforestale in Portogallo, l'operazione 1.2 del sistemi agroforestali,
altre misure di sostegno della PAC a questi sistemi e poi le conclusioni. The Montalto cork, oak and home oak plantation. Il leccio e la sughera rappresentano il 32% di tutta l'area forestale. Come dice appunto l'inventario, nel sud del Portogallo, a sud del Tago, ma ci sono altre aree considerevoli nelle aree centrali e settentrionali del paese. Il carrubo, il pino domestico e il castagno sono molto importanti. Abbiamo 104.500 di ettari di pino domestico con una densità inferiore a 80 alberi per ettaro. In questa densità abbiamo 10.200 ettari di carrubo e 27.100 ettari di castagno. Questo sistema di produzione è esistito nella penisola iberica per molto tempo. In effetti abbiamo iniziato a vedere il carrubo nel XIII secolo in Portogallo e all'inizio del XX secolo abbiamo 366.000 ettari di sugherette, nel 2010 737.000 ettari e tra il 1987 e il 2012 solo 147.000 nuovi ettari verranno piantati con fondi pubblici. Il 98% di questi alberi sono in proprietà privata, mentre solo il 2% di proprietà dello Stato. La maggior parte degli alberi esistenti di queste specie, indipendentemente dalla loro piantagione iniziale, finiscono per creare dei sistemi sparsi con una bassa percentuale di copertura territoriale che favoriscono l'utilizzo tradizionale di pascolo e consentono un allevamento estensivo. L'analisi dell'operazione 8.1.2 sistemi agroforestali sembra ridurre l'importanza del supporto esistente di questi sistemi ai sensi della PAC, dato che in pratica questi supporti vari, per esempio il sostegno per l'installazione iniziale, il supporto della manutenzione del sistema e il supporto per la produzione di sughero e anche supporto per capi di bestiame. L'idea del sistema agroforestale dipende dalla densità delle piantagioni, perché un prerequisito per fare la domanda di questa misura è avere 250 alberi o 500 arbusti per ettaro, quindi con un minimo di 80 alberi in caso di legno massiccio o pini domestici e 150 alberi per ettaro in caso di altre specie. L'obiettivo della misura è quello di sostenere l'installazione, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali estensivi utilizzando specie che sono ben adatte alle condizioni locali. La manutenzione viene eseguita con un premio di manutenzione di un massimo di 5 anni. Sono sostenuti e supportati quindi 3 tipi di sistemi agroforestali: sistemi silvopastorali, quelli di arboreti di castagna e noce, l'installazione di elementi che promuovono l'integrazione di aree agricole e produzione forestale. Al giorno d'oggi abbiamo 45 domande per 268 ettari di leccio e 268 di sughero, con un investimento di 1.923.000 euro.
e 1.465.000 euro di premi di manutenzione, che però non sono stati ancora stabiliti. Altro sostegno per i sistemi agroforestali, abbiamo la misura agroambientale di pascolo estensivo, sostegno per la manutenzione dei sistemi agrosilvopastorali. Nel 2019 sono stati stanziati 4.200.000 euro sotto questa misura, e la sua distribuzione territoriale coincide completamente con la distribuzione delle specie dell'inventario nazionale forestale numero 6. Purtroppo non ho avuto il tempo di tradurre questa diapositiva, che è una tabella dove possiamo vedere che il 90% dell'area che è di pascolo estensiva è considerata esattamente nelle regioni in cui sono presenti coltivazioni appunto di sughero e di lecce. L'obiettivo dell'operazione 1.1, ossia l'imboschimento di terre agricole e non agricole, finisce per integrare l'installazione di sistemi agroforestali. In effetti la densità iniziale di impianto è superiore, ma gli agricoltori sembrano preferire questa operazione per lo sviluppo di progetti nei sistemi agroforestali, perché il supporto per la manutenzione dura 10 anni e in caso di terre agricole si accumula al premio per perdita di reddito dallo stesso periodo, anche se il supporto agli investimenti è del 5% inferiore. L'operazione 1.1.5, ossia il miglioramento della resilienza e del valore ambientale delle foreste. In questa operazione, su un totale di 856 progetti con un importo di sostegno approvato di 69 milioni di euro, sono stati presentati 563 progetti che comprendono 82.436 ettari di sughero, di cui 27.000 ettari di nuova installazione e 325 progetti che comprendono 20.000 quasi 21.000 ettari di leccio, di cui 2.790 di nuovo impianto. I sistemi agrosilvopastorali, in particolare sugherete e piantagioni di lecci, sono stati considerati in Portogallo all'interno del sostegno della PAC e hanno avuto delle linee di sostegno diretto, nonché un sostegno più generale utilizzato dai proprietari terrieri. L'importanza ecologica di questo habitat associato, nonché la loro importanza nel contesto dei cambiamenti climatici, rimane senza dubbio un fattore importante della PAC 21-27 per continuare ad avere meccanismi di supporto per la gestione e l'investimento in questi sistemi. Grazie, spero che sia stato interessante. Thank you very much. Grazie mille, Manuel. Ora passiamo all'ultimo relatore prima della sessione di discussione e passiamo quindi alla Grecia per sentire Anastasia Pantera. Anastasia? Buongiorno. Anastasia lavora presso l'Università di Atene, l'Università Agricola di Atene, nella facoltà di Scienze dei prodotti agricoli. Condivido lo schermo. Okay, so
would like to congratulate the organizers for this Vorrei excellent innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questa ottima opportunità di lavorare insieme e di condividere le nostre esperienze e risultati e prospettive nell'attuazione delle politiche agroforestali dei paesi europei. Grazie Joanna, mi chiamo Anastasia Pantera e rappresento la rete agroforestale ellenica e non attuazione della misura PAC 8.2 nell'Europa meridionale, perché questa è la realtà dei fatti attuale. Quindi chi siamo? La rete agroforestale ellenica è una ONG di sostegno alla natura e al paesaggio rurale che cerca di promuovere l'agroforestazione in un paese in cui l'agroforestazione ha un forte legame con la nostra storia, la nostra tradizione, le nostre pratiche agricole, così come molti altri paesi che hanno presentato la loro situazione oggi. In Grecia i paesaggi naturali tradizionali sono molto diversificati. Sapete che il nostro paese ha un'orografia molto montuosa con poche pianure, quindi le nostre popolazioni hanno dovuto, diciamo, adattarsi a questa conformazione montuosa e sfruttare al meglio le risorse disponibili. Quindi in Grecia abbiamo una grande varietà di specie di flora, sia erbacee che legnose, che includono anche le caratteristiche culturali che sono state realizzate dall'attività umana, perché sappiamo che l'uomo in Grecia ha dovuto sopravvivere, diciamo, adattandosi alle condizioni naturali. Quali sono gli elementi principali dei paesaggi? Sono gli alberi che possono essere nativi o coltivati per produzione di legname o di frutta e caratterizzano l'ambiente in cui gli esseri umani vivono e operano. Qui potete vedere alcuni esempi della grande varietà dei sistemi agroforestali greci. Questa è un'immagine della regione in cui io vivo. Qui abbiamo un'altra immagine e qui vedete una zona pianeggiante, qui la zona settentrionale, zona meridionale e qui infine la zona occidentale del paese. Quindi vedete una grande varietà di ambienti agroforestali. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi stiamo cercando di promuovere l'agroforestazione in Grecia, quindi abbiamo organizzato una serie di eventi informativi in tutto il paese presentando l'agroforestazione come pratica agricola tradizionale che deve essere preservata e arricchita dalle idee moderne che danno vantaggi sia agli agricoltori che all'ambiente. Quindi abbiamo sottolineato l'importanza di combinare, di coniugare gli aspetti tradizionali con gli aspetti innovativi dell'agroforestazione. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo cercato di promuovere il tema dell'agroforestazione sui media, quindi tramite trasmissioni televisive, articoli di giornale, incontri con gli stakeholder, eventi e presentazioni nelle maggiori filiere agricole in Grecia, pubblicazioni, abbiamo fatto visite ai policy maker nel ministero, quindi ai rappresentanti appunto politici, e abbiamo mandato email agli uffici agricoli delle aziende pubbliche e abbiamo avuto una serie di incontri con funzionari pubblici dei dipartimenti interessati. Noi siamo ONG, chiaramente non abbiamo finanziamenti, quindi si basa tutto sui contributi volontari dei nostri membri, quindi abbiamo però potuto anche collaborare grazie a dei progetti a cui abbiamo partecipato. Questo ci ha permesso di partecipare appunto a iniziative di promozione. Parliamo un po' della storia delle misure agroforestali. Sono state incluse nella PAC 2007-2013 come misura 222, ma non è mai stata attuata questa misura. Attualmente l'agroforestazione è inclusa come misura 8.2, sostegno ai sistemi agroforestali, ma ancora non è implementata, non è attuata. Perché?
perché in passato, nell'ambito della misura 222, il problema era che ci sono stati dei grandi incendi boschivi in Grecia e quindi i finanziamenti pubblici sono stati spesi per appunto le iniziative di rimboschimento a seguito di questi grandi incendi. Ma adesso dobbiamo attuare questi sistemi agroforestali perché essi sostengono la realizzazione. È importante appunto promuovere l'attuazione di questa misura che ci consente di stabilire e preservare i sistemi agroforestali. Esso si compone di due azioni. Parliamo in breve della misura accessibile per le aziende agricole, comuni, associazioni sia di agricoltori che di comuni. Copre sia la realizzazione di sistemi agroforestali, quindi anche la realizzazione la perimetrazione, la gestione e la cura fino a 5 anni con un sostegno annuale per ettaro. Abbiamo varie forme di sostegno sulla base della tipologia di agroforestazione e di attività, scusate, per esempio per la lotta ai parassiti o in base al numero di piante. Il limite di finanziamento è l'80% dei costi di realizzazione e 100% della manutenzione annua, meno di 250 alberi per ettaro per silvo arabile e 540 per silvo pastorale. Ma perché è importante attuare questi sistemi? Perché essi preservano, mantengono e conservano i terreni e consentono anche di migliorare il reddito degli agricoltori e mantengono anche una maggiore sicurezza finanziaria in previsione dei cambiamenti climatici e l'incidenza maggiore di eventi estremi. Ci permettono di preservare la tradizione e la storia del nostro paese, ma anche poi di promuovere la biodiversità grazie al rimpianto di alberi nei terreni agricoli. Quindi l'aspetto della biodiversità è molto importante. Quindi quali sono i problemi? Innanzitutto c'è una riluttanza da parte degli agricoltori che hanno paura della complessità di gestione dei sistemi agroforestali. Inoltre, questa misura è stata sempre considerata meno importante di altre misure. Il problema principale è anche la mancanza di personale nei servizi pubblici di gestione di queste politiche. Abbiamo anche problemi amministrativi e anche dei limiti economici e contemporanei. Cosa intendo? La prima volta la misura non è stata attuata perché all'epoca, come vi ho detto, c'erano stati grossi incendi boschivi molto estesi nel paese e quindi il governo ha dovuto utilizzare i fondi per rispondere a questi danni. E poi successivamente abbiamo avuto la crisi finanziaria e adesso abbiamo il problema del coronavirus. Quindi tutti questi problemi, diciamo, contingenti, ma in realtà il problema principale non è tanto quello dei costi, che non sono costi elevati. Sarebbe possibile attuarla anche con finanziamenti meno significativi, però l'importante è incominciare a fare il primo passo, quindi anche con un budget relativamente limitato, l'importante è incominciare, diciamo, a rompere il ghiaccio, a promuovere l'attuazione di questi sistemi. Qui vedete un'immagine tratta dal nostro sito web, della nostra rete di promozione dell'agroforestazione in Grecia, e vi ringrazio per l'attenzione e sarò lieta di rispondere a qualsiasi domanda vogliate porre. Molte grazie, Anastasia, e grazie a tutti i relatori.
Avete tutti rispettato i tempi perfettamente e quindi sono molto contenta di moderare questa sessione. Abbiamo qualche minuto per la discussione. Ho preso alcuni appunti sulle domande che vanno avanti nella chat. So che chiederò alle persone di rispondere a quelle domande e poi se c'è qualcuno che vuole fare un commento oppure una domanda ai nostri relatori sarà possibile. La prima domanda di Jerry per Giustino è scritta nella chat, ma la leggerò. Jerry dice: hai detto che la lunghezza della rotazione deve essere superiore ai 20 anni. Da dove viene questa limitazione? Non è nel regolamento europeo. Giustino, potresti rispondere a Jerry in merito? Sì, gli ho appena risposto nella chat. È molto semplice quando come associazione parliamo con i funzionari delle che nelle diverse regioni che scrivono l'applicazione locale della misura, spesso dicono lo troviamo nella regolamentazione. Jerry ha suggerito che il regolamento non dice che il limite della rotazione arborea non stabilisce questo limite, ma spesso c'è questo tipo di ostacolo, come sottolineano anche gli agricoltori. Quindi l'attuazione, diciamo, i regolamenti che vengono dall'Unione Europea sono difficili e cerchiamo di come EURAF cerchiamo di avere approcci più semplici e più flessibili e quindi cerchiamo di semplificare, cerchiamo di dare agli agricoltori quello che chiedono. Se nella mia regione chiedono pioppi, perché devo avere questo genere di limitazioni? Questa è una coltivazione molto antica che produce legname. Quindi non capisco perché mettiamo un limite, perché si mette un limite a questo. C'è una risposta parziale, ci sono altre misure, ma le altre misure sono specifiche della coltivazione dei piopi e quindi si produce una piantagione che non è un sistema agroforestale, è appunto una coltivazione che dura 10 anni. Che però viene trattato con pesticidi, si utilizza la forza lavoro, quindi è un'altra cosa. È difficile introdurre il concetto che l'agroforestazione è un'altra cosa e questo è un limite del regolamento. Poiché siamo tutti specialistici, la forestale dice che non è una foresta, lo specialista di agricoltura dice non è agricoltura e questo è il motivo per cui siamo qua, ossia introdurre un'idea complessa che esiste una terza via che è quella dell'agroforestazione. Grazie mille Giustino, è stato molto chiaro la tua risposta e anche molto è una buona descrizione della situazione e del motivo per cui siamo qua in questo webinar. Vedo che Manuel ha già risposto a Rosa, ma leggerò quindi la domanda e chiederò la risposta. La domanda è stata di Rosa Moschera, dice: quando si mischia la produzione di castagno per foresta e per produzione di frutta, si selezionano diverse varietà da piantare e se in caso affermativo come si soddisfano i requisiti europei che richiede il 50% di utilizzo forestale. È importante per noi perché la densità arborea è diversa quando si piantano alberi per utilizzo appunto di frutto o di legname. Quindi può rispondere per tutti? Sì, la domanda
è che in Portogallo tutti i progetti forestali devono avere un piano di gestione forestale e questo piano di gestione forestale deve avere l'obiettivo della piantagione, quindi con il castagno è possibile avere due, diciamo, obiettivi in questo processo, quindi si può piantare il castagno per frutto e per il legno, ma ci sono due modi di farlo, quindi se c'è un obiettivo misto, credo che bisogna rispettare l'altezza di 3 metri. E bisogna quindi fare gli innesti successivamente. Quindi l'obiettivo deve essere definito e le operazioni forestali devono inserire questi obiettivi nel piano forestale. Grazie, sì, Emanuele. Vorrei ora chiedere al resto dei partecipanti se hanno altre domande o commenti, visto che abbiamo pochi minuti prima di passare alla presentazione degli Stati Uniti. Potete fare domande o commenti utilizzando il microfono oppure il pulsante di domande e risposte che è in basso. Vorrei fare una domanda scritta nella chat che riguarda il concetto di bioeconomia, perché quando si cerca di convincere i politici a passare all'agroforestazione fornendo diciamo un utilizzo diverso, per esempio cosmetico o agroalimentare. Quindi pensate che questo potrebbe essere un modo per spingere l'agroforestazione? Quindi credo che la domanda non fosse specifica per nessuno dei relatori. C'è qualcuno che vuole rispondere, quindi parlare della bioeconomia dal mio punto di vista è molto rilevante. Se si aumenta il numero di produzioni che si possono adottare di alberi per l'agroforestazione, questo potrebbe avere un grande impatto nella sostenibilità e non solo da un punto di vista di sostenibilità, ma anche da un punto di vista economico. Ma vorrei sentire i commenti dei nostri relatori o degli altri partecipanti. C'è qualcuno che vuole commentare in merito? Un breve commento? Sì, sono d'accordo con te, Rosa, è una bella domanda. Sicuramente se siamo in grado di estrarre il legno dalla bioproduzione, aumentiamo quindi la competitività dei nostri alberi. Abbiamo un'esperienza specifica che ho citato prima nel gruppo operativo e in questo caso c'è un'attenzione alla produzione di biochar e questo potrebbe essere un modo, perché come sappiamo lo possiamo rimettere nel suolo ed è un modo straordinario per assorbire la CO2 e sequestrarla nel suolo, quindi per il cambiamento climatico, oppure può essere utilizzato per molti processi che vengono dopo la lavorazione. E in questa fase si produce energia rinnovabile, quindi questo è un esempio molto buono per quanto mi riguarda. Sì, e ce ne sono così tanti, ci sono così tanti esempi positivi che dobbiamo fornire agli agricoltori, alle autorità locali e alle autorità europee. Abbiamo una buona scienza che fornisce queste informazioni e così tanti esempi di utilizzi positivi dell'agroforestazione. Quindi grazie a tutti per essere qui e per averla promossa.
Ho una domanda, un commento da Ian prima di passare all'ultima presentazione che dice gli agricoltori pianteranno alberi solo se c'è un ritorno economico garantito. Dobbiamo collegare il supporto per la piantagione di alberi con il supporto delle industrie rurali locali. Ad esempio nel Regno Unito un'azienda ha deciso di ottenere compensato dai pioppi o ad esempio la piantagione di meli per la produzione di succo di mele. Questo è un altro esempio della varietà dei sistemi di agroforestazione e questo è rilevante rispetto a quello che ha detto il nostro relatore spagnolo sul il clima e le condizioni di crescita per l'agroforestazione. Ha questo grande potenziale di essere adatto a diverse condizioni. Rosa diceva un ultimo commento. Hai un'altra domanda prima di passare? No, si tratta di un commento per Giustino sulla biochar, compreso nella giustificazione IPCC del Giappone, che riguarda l'utilizzo dell'agroforestazione. Sì, è l'ultimissimo, da Jerry Lawson a Manuel. Gli ulivi e le viti sono classificati come colture permanenti nella PAC. Il pino domestico è una coltura permanente in Portogallo per la sua produzione di pinoli, è vero? Sentiamo qualcuno del Ministero, diciamo, sfruttiamo la sua presenza per rispondere. Per quanto riguarda il pino domestico, sono forestali, mentre la sughereta è agricoltura ed è definita nel prossimo trattato europeo. Ma il pino domestico è una piantagione forestale. Non so se mi avete capito. Sì, posso integrare. È una pianta forestale. Quindi si usano le stesse tecniche e si applicano le stesse azioni tecniche per il piano di gestione forestale, simile a quello già descritto da Manuele per il castagno. È una situazione simile, quindi si possono innestare gli alberi a seconda che si utilizzino per il frutto o per il legno e quindi possono essere utilizzati sia per la produzione di frutti che per la produzione di legno a seconda, ed è possibile stabilirlo nelle specifiche. Grazie Joanna. Quindi siccome siamo perfettamente in orario, passeremo ora all'ultima presentazione. Purtroppo, come sapete, non avremo il contributo dall'India previsto, ma ora passiamo alla presentazione sulle politiche per il supporto dell'agroforestazione degli Stati Uniti. John, ci sei? Salve, ciao Giovanna. Grazie per essere qui con noi. Sono sicura che non è ancora ora di pranzo da te. Non è neanche ancora ora di colazione, veramente. A nome dell'organizzazione e di EURAF ti ringrazio per essere qui con noi, specialmente così presto per te. John Mansell è un esperto di risorse forestali e conservazione ambientali della Virginia Tech University e ci parlerà delle politiche a sostegno dell'agroforestazione nell'America settentrionale. Molte grazie per questa introduzione e per l'opportunità di parlarvi oggi delle politiche di sostegno all'agroforestazione nell'America settentrionale. Siccome ho poco tempo a disposizione, incomincerò col mio messaggio principale, che
La politica agroforestale dell'America settentrionale è caratterizzata da una grande varietà e anche una devoluzione delle politiche e anche una storica carenza di programmi e di studi articolati per quanto riguarda appunto le politiche agroforestali. Sappiamo che però ci sono in vari paesi dei progressi in corso. Quando parlo di varietà, abbiamo quasi 50 paesi e territori nell'America settentrionale. Diciamo, le caratteristiche geografiche e ambientali vanno da tropicale, semitropicale, temperale, clima artico. Andiamo da Panama alla Groenlandia, al Sab e al Messico. Quando parliamo di devoluzione, abbiamo un sistema di governo federale che definisce le politiche generali e questi gli obiettivi, e questo è importante per le politiche agroforestali, però diciamo, i provvedimenti attuativi sono realizzati a livello regionale e quindi c'è una enfasi sulle opportunità dell'integrazione tra alberi e produzioni agricole e attività agricole. Però, come abbiamo detto, gli obiettivi generali vanno poi declinati a livello regionale nelle misure attuative. Non sono un esperto di tutte le politiche di tutto il continente nordamericano, però ho alcune informazioni che vorrei condividere con voi, soprattutto per quanto riguarda Canada, il Messico e gli Stati Uniti, che come questi tre paesi hanno 92 territori e province. Cominciamo con il Canada. Il Canada ha una lunga storia di sostegno delle politiche agroforestali a livello federale dal 1901. Quindi da tempo riconosce l'importanza di questi sistemi, da più di un secolo. Nell'arco di questo lungo periodo il governo ha sostenuto quasi 1800 progetti, per la maggior parte dei casi nell'ambito della politica quadro agricola. Quindi nell'ambito quindi della politica agricola. Ma l'attuazione è stata lasciata soprattutto alle province, a livello provinciale. C'è un istituto nazionale in Canada che si chiama AAFC, Agriculture and Agri-Food Canada, che è l'unica istituzione a livello nazionale con un mandato agroforestale. E attraverso questo ente sono stati realizzati vari centri di ricerca, ma mi sembra, da quanto so dalle ultime informazioni a mia disposizione, alcuni di questi centri di ricerca sono stati chiusi e non stanno più operando. Un buon esempio delle attività in Canada sono quelli del programma agricolo di contenimento dei gas a effetto serra. Si tratta di attività di ricerca agroforestale e di animazione, quindi di diffusione, ed è realizzata sia dall'università che dal governo che da organizzazioni non governative. Passiamo adesso al Messico. Qui abbiamo un esempio recente di programma federale su ampia scala di sostegno all'integrazione delle colture arboree nell'agricoltura. Si tratta del programma Sembrando Vida, Sowing Life, realizzato nel 2019, introdotto nel 2019. Il programma ha coinvolto 570.000 ettari in 8 stati del Messico, soprattutto nell'area meridionale e sudorientale. E si tratta di aree particolarmente povere del paese e si incentrano sugli alberi da legname, alberi da frutto, e l'obiettivo è di creare 200.000 posti di lavoro nelle milpas, che sono delle aree agricole tradizionali. Il finanziamento è di 1,2 milioni di dollari e l'obiettivo era di piantare 575 milioni di alberi nel 2019, ma solamente 60 milioni sono stati piantati. E il programma continua a operare
per la realizzazione di sistemi agroforestali nel paese. Uno degli obiettivi è di combattere la deforestazione, ma anche di integrare le pratiche rurali tradizionali, quindi sfruttare anche le conoscenze tradizionali degli agricoltori per promuovere appunto l'impianto di alberi. Parliamo adesso della situazione degli Stati Uniti, che è quella che conosco meglio chiaramente. Parliamo della storia dell'agroforestazione negli Stati Uniti. Uno degli esempi migliori di politiche storiche di agroforestazione degli Stati Uniti è il progetto forestale degli Stati della prateria, che è stato realizzato all'inizio degli anni 30 a seguito di una grande siccità e anche un problema di erosione eolica, perdita di suolo, e quindi sono stati piantati siepi arboree per appunto frangivento, 220 milioni di alberi su 48.000 km quadri. Quindi abbiamo questi filari di frangivento, e molti di questi 220 milioni di alberi rimangono ancora oggi. Abbiamo una eredità che ancora permane. Parliamo di 48.000 km quadrati di frangivento. Andiamo più avanti, nel 1995. 20 dei 50 stati degli Stati Uniti avevano all'epoca introdotto qualche normativa a favore dell'agroforestazione, 9 in forma diretta con una partecipazione ai costi e 11 quindi una riduzione dei costi della spesa per la realizzazione di sistemi agroforestali, mentre 11 stati avevano normative indirette, quindi dei incentivi fiscali o condivisione di costi. Quindi alcuni avevano delle politiche più attive, altri delle politiche più attive di supporto all'agroforestazione. 18 stati hanno fornito quindi degli incentivi specifici, ma è interessante che New York e Washington hanno introdotto dei regolamenti che richiedevano poi la manutenzione, il mantenimento di queste strutture agroforestali. Nel 1990 c'è stato un cambiamento importante delle politiche agroforestali, perché nell'ambito della legge agricola ha istituito il Centro Agroforestale Nazionale del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, e si tratta di un centro molto importante proprio per la gestione di queste politiche. Il prodotto principale del sistema agroforestale, che è stato realizzato nell'ultimo decennio per rafforzare l'attenzione sull'agroforestazione a livello federale, ma anche a livello nazionale, statale, è stato quello strategico agroforestale per l'agroforestazione del Dipartimento dell'Agricoltura, con delle strategie di finanziamento attraverso programmi esistenti rivolti agli agricoltori e proprietari terrieri, con diciamo dei quadri strategici non direttamente agroforestali, ma che hanno consentito di integrare il linguaggio dell'agroforestazione, il concetto di agroforestazione, nell'ambito di programmi di miglioramento della qualità ambientale, di gestione dei territori, dell'ambiente e nel programma di partenariato per la conservazione. Quindi nell'ambito appunto di questi servizi di conservazione ambientale che operano per la conservazione dei servizi ecosistemici, quindi la qualità dell'acqua, eccetera. E quindi quello che è fondamentale è la collaborazione tra le varie agenzie
Quindi, invece di creare una entità separata di gestione dell'agroforestazione, è stato deciso di introdurre l'agroforestazione nei vari programmi esistenti e nelle varie agenzie esistenti e dando anche un sostegno finanziario per queste pratiche. Quindi uno degli obiettivi è quello di aiutare i proprietari terrieri a raggiungere obiettivi ambientali, quindi attraverso risorse finanziarie e anche l'assistenza tecnica. Ci sono vari obiettivi, quindi il miglioramento dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente, ma anche se non in misura prioritaria, il miglioramento delle rese agricole. Qui abbiamo un elenco di principali atti legislativi negli ultimi anni, a partire dal 2000, quindi queste leggi, il Farm Bill, la legge quadro agricola viene aggiornata regolarmente e vengono man mano introdotte una serie di tematiche relative all'agroforestazione. Quindi se partiamo dal 1990, abbiamo poi nel 2002 l'utilizzo di temi dell'agroforestazione nei programmi di partecipazione ai costi. Nel 2008 l'agroforestazione è stata introdotta nel programma di assistenza agli agricoltori, quindi le produzioni agricole. Nel 2014 è stata data un'autorizzazione specifica di sviluppo di progetti agroforestali. Quindi l'agroforestazione assume un ruolo specifico più forte. Anche qui si tratta di un programma federale, ma è necessaria l'approvazione degli stati, dei singoli stati. Quindi chiaramente non tutti gli stati hanno utilizzato allo stesso livello questi programmi. Nel 2018 abbiamo avuto una riautorizzazione e una espansione dei programmi dell'NRCS a sostegno dell'agroforestazione. Quale può essere la prospettiva futura? Penso che c'è bisogno di una forma di assicurazione sui raccolti, perché chiaramente gli agricoltori sono esposti a dei rischi nell'introdurre questi sistemi agroforestali, quindi una forma di assicurazione contro questi rischi potrebbe incentivare l'adozione di questi sistemi. Quindi parliamo di un caso specifico, abbiamo delle fasce protettive, delle fasce tampone lungo le rive dei corsi d'acqua, abbiamo una lunga storia di sostegno all'attuazione di queste strutture. Ma c'è un problema nel loro mantenimento, perché questi incentivi di solito valgono tra 3 e 15 anni. Dopo 15 anni gli incentivi per queste fasce tampone non vengono più erogati e quindi molti agricoltori decidono di rimuovere queste infrastrutture vegetali di protezione delle rive. Quindi questo è un danno chiaramente, però ci sono vari governi statali che stanno cercando di cambiare approccio dal punto di vista agroforestale, integrando alcune di queste colture produttive in queste fasce tampone protettive, in modo che le fasce non siano solo a scopo protettivo ma anche a scopo produttivo, e in modo da poterle mantenere a lungo termine. Abbiamo alcuni stati che stanno considerando l'introduzione di leggi che rendono obbligatorie il mantenimento di queste fasce di protezione vegetale. La Pennsylvania è uno stato che
ha agito molto bene nell'utilizzo di queste fasce tampone, fasce di protezione con dei programmi di sostegno agli agricoltori per l'attuazione. Questi buffer sono centrali, ma altre strategie sono anche quelle silvopastorali. Quindi vediamo c'è un focus sulla qualità delle risorse idriche. Per esempio abbiamo un grande estuario della parte orientale degli Stati Uniti che soffriva di problemi di qualità dell'acqua. Quindi la Pennsylvania ha sviluppato dei programmi per rafforzare l'attuazione di queste fasce protettive e vediamo che c'è stata una attuazione di tecniche agroforestali e si sta lavorando anche sul lato della domanda. Parliamo delle politiche silvopastorali. La silvopastorizia è popolare, vi sono molti stati che hanno degli standard per la condivisione dei costi e abbiamo delle misure che sostengono diciamo, i costi, quindi una partecipazione ai costi dei proprietari terreni, ma anche degli standard per il miglioramento, quindi per migliorare una serie di parametri come il foraggio, l'ombra, la protezione per gli animali da pascolo, la qualità idrica. Questo quindi c'è una forte enfasi anche sulle risorse agropastorali, scusate, sui sistemi silvopastorali. Quindi parliamo adesso della normativa che mira al sequestro del carbonio. Questa è un'area di grande opportunità per i sistemi agroforestali perché ci sono dei sostegni finanziari per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sulle aziende agricole e sugli allevamenti. E questo include in una serie di stati, per esempio a Washington hanno appena adottato una normativa sul sequestro del carbonio nel suolo tramite l'agroforestazione. E poi ci sono anche degli incentivi di abbattimento della fiscalità sulla proprietà, che la maggior parte dei terreni negli Stati Uniti sono a proprietà privata e quindi gli incentivi fiscali possono incoraggiare l'uso dell'agroforestazione. Per esempio nel 2014 sono stati inclusi circa 210 milioni di acri in programmi di riduzione delle tasse, delle imposte sulla proprietà. Ma questo può portare appunto a degli incentivi fiscali. Uno dei problemi è che ci sono delle designazioni forestali e una designazione agricola e dobbiamo invece cercare di unire questi due sistemi. E posso dire che stiamo parlando dell'atto, diciamo la normativa fiscale attuale non consente di considerare questi sistemi misti, ma ha delle, diciamo, classificazioni separate per i terreni forestali e i terreni agricoli. Quindi queste designazioni convenzionali della fiscalità creano un problema. Attualmente si cerca di navigare un po', di ovviare a questi problemi sulla base dell'applicabilità e quindi sulla base anche del tipo di produzioni. Ho finito, vorrei ringraziare tutti i partecipanti per aver seguito questa presentazione. Nell'America settentrionale abbiamo
avuto attività, come ho detto, in Canada soprattutto, anche in Messico e attualmente anche negli Stati Uniti. Vediamo che sarebbe bello migliorare ulteriormente queste politiche, soprattutto negli Stati Uniti nell'ambito della nuova edizione della legge agricola, in modo da potenziare ulteriormente il ruolo dell'agroforestazione. Vi ringrazio. Grazie John per la bella presentazione, una bella panoramica della Nord America. Abbiamo già delle domande per te. Sono scritte nella chat. La prima viene da Ulrich. Ciao John, bella presentazione. Vorrei sapere più sull'interazione del livello federale e statale negli Stati Uniti relativamente alle politiche agroforestali. Si complementano oppure sono concorrenti, e credo che sia molto importante in relazione alle presentazioni che abbiamo visto non solo dalla Spagna ma da altri paesi dell'Europa del Nord nella sessione numero 1. Cosa ci puoi dire? Credo entrambi. Abbiamo visto passi avanti in termini di riconoscimento dell'agroforestazione a livello federale con la Farm Bill. Parlo specificamente degli Stati Uniti, ma l'integrazione dell'agroforestazione nelle strutture legislative è stata di complementazione ad alcune attività a livello statale, soprattutto la promozione, l'implementazione e l'attuazione dell'agroforestazione, ma in un sistema decentralizzato. Quello è l'intento. In termini di competizione, quella Farm Bill, quella legislazione è radicata nel nostro sistema agricolo tradizionale. Ci sono molte azioni di lobby molto forti. Quello che viene contenuto in quella legislazione è compreso anche nella legge industriale, quindi diciamo l'agroforestazione dovrebbe essere incluso in varie iniziative. Ma quello che avviene adesso, diciamo, le azioni prevalenti sono quelle della azione industriale, dell'agricoltura industriale, quindi ecco perché l'assicurazione sulle colture è importante. Quei programmi di assicurazione sono pensati per supportare ad esempio i coltivatori di soia o di mais, piuttosto che, e danno supporto appunto a questo genere di colture piuttosto che a quelle perenni. È bello vedere l'integrazione in termini di tensione tra livello statale e federale. Credo che ci siano alcuni stati che sono coinvolti nei sistemi di monocoltura e dipendono fortemente da questi sistemi, quindi è possibile che l'agroforestazione non venga presa in considerazione in questi stati, ma questo ha a che vedere con la domanda. Negli Stati Uniti orientali e occidentali vediamo una maggiore richiesta a livello statale e vediamo quindi anche una grande risposta rispetto a livello federale. Grazie, sì, la domanda è direi una domanda, è una parola chiave. Dopo questa domanda abbiamo una considerazione di Rosa che dice: vorresti intervenire direttamente sull'assistenza tecnica? Ciao John, non ci vediamo da molto. Sì, volevo chiedergli perché ora ci sono questioni sui servizi di assistenza tecnica. Io
Parlo sempre dell'assistenza tecnica che è sviluppata in Virginia, dove i ricercatori che provengono dalle università sono molto ben collegati con gli agricoltori. Mi chiedevo quindi qual è la chiave, quali sono gli aspetti fondamentali che potrebbero aiutare l'Unione Europea a passare a questa assistenza integrata. Che cosa ne pensi? Cosa pensi che l'utilizzo di etichettature agroforestali per appunto etichettare i prodotti che provengono dall'agroforestazione hanno aiutato negli Stati Uniti? Sì, è bello vederti, Rosa. E grazie per la domanda. La prima cosa che mi viene in mente quando parli dei ricercatori universitari coinvolti con i produttori e gli agricoltori è che negli Stati Uniti, ma anche il Canada e in una certa misura anche il Messico, hanno servizi estensivi legati alla università, che è diciamo il collegamento tra i ricercatori e i nostri proprietari terrieri, gestori della terra e gli agricoltori. Quindi l'università è molto collegata. Io lavoro all'università, ma ho mandato anche per collaborare con i produttori. È questione quindi dalle persone coinvolte nell'agroforestazione di diciamo, entrare in quella conversazione. L'infrastruttura umana esiste per l'impegno. Quindi quello su cui ci concentriamo è cercare di lavorare con comunità estese per rendere l'agroforestazione più conosciuta in termini di terminologia e quindi cerchiamo di comunicare con gli agricoltori quando loro fanno le domande. Diciamo che si tratta quindi di creare un collegamento tra il mondo dell'università e quello produttivo. Credo che la chiave sia questa. Per quanto riguarda l'etichettatura abbiamo un problema, nonostante abbiamo questo sistema di collegamento tra gli agricoltori e l'università tramite questi servizi. Abbiamo però un problema di lavoro interdisciplinare perché le nostre università e i nostri sistemi politici sono strutturati in spazi definiti e limitati, quindi spesso alcuni dei miei colleghi del mondo agricolo a livello anche del mio stesso college hanno problemi. Non ci incontriamo molto, quindi spesso io cerco di lavorare solo in disciplinarietà a livello di dipartimenti e di associazioni, ma è difficile collaborare a livello amministrativo. L'agroforestazione ci ha davvero fornito un quadro per avere un approccio per collaborare tra team, quindi se continuiamo a lavorare sulla consapevolezza di etichettatura possiamo avere delle grandi opportunità. Questo lo vedo negli Stati Uniti, un lavoro interdisciplinare che può aiutare sicuramente nel passare la voce. Ed è interessante perché abbiamo molte infrastrutture dal punto di vista politico, educativo. L'agroforestazione deve nascere come sua, cioè deve essere integrata nei vari dipartimenti e credo che questo creerebbe una maggiore collaborazione tra le istituzioni. Se guardiamo a quello che è successo rispetto al quadro è al centro agroforestale. Uno dei punti chiave è la collaborazione interagenzia. Quindi l'importante è continuare a collaborare appunto tra le varie agenzie utilizzando l'agroforestazione come piedistallo per raggiungere questo obiettivo. Quindi ci sono progressi che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati al punto finale, ma questo è il percorso. Grazie per il commento. Vedo che Pierluigi stava cercando di fare una domanda a Victor Nai. E c'è un commento sull'etichettatura agroforestale. Per favore, Pierluigi, se
preferisci la posso leggere io, è una domanda per Victor Nai. Se utilizzando alberi da frutto il sistema può attirare animali selvatici che danneggiano gli alberi o le colture? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. La domanda per Victor era una domanda vecchia, precedente, perché è stato mio errore. Nei sistemi agroforestali produciamo frutta per gli animali selvatici, mentre le querce producono appunto le ghiande. E questo può attrarre animali selvatici che possono danneggiare abbondantemente le colture. Quindi dobbiamo stare attenti all'interazione tra gli animali selvatici e l'utilizzo di alberi da frutto. Victor. Sono contento della domanda fatta da Maria Rosa rispetto all'etichettatura per i prodotti agroforestali. Questo potrebbe essere interessante, attraente per i comuni consumatori. Quindi sono sicuro, perché è davvero legato a un certo immaginario appunto arboreo. Grazie Victor, non so se vuoi fare un ultimo commento prima di concludere con appunto le conclusioni e le raccomandazioni. I can answer it shortly because maybe if Posso provare a rispondere rapidamente. Se posso condividere il mio schermo per un secondo. Yes, now we can see it. Sì, adesso lo vediamo. La risposta alla domanda è qui. Quello che sto evidenziando, sì, gli animali selvatici causano problemi nei sistemi agroforestali, sì, e gli alberi da frutto. E gli stessi frutti attraggono gli animali selvatici, ma abbiamo inserito questo requisito nel bando per cui il proprietario o l'agricoltore deve creare protezioni meccaniche o fisiche per il sistema come appunto requisito aggiuntivo nel nostro bando. Forse non è efficace al 100% contro gli animali selvatici, ma crediamo che sia una buona soluzione per proteggere l'intero sistema, per esempio utilizzando recinzioni. Questa è la mia risposta. Grazie mille. Avevamo una domanda relativa alla prima sessione moderata da Rosa, quindi credo che questo fosse un modo interessante per vedere la relazione tra le varie sessioni. Ora passiamo alle conclusioni e alle raccomandazioni. Giovanna? Sì, grazie mille. Giovanna? Siamo un po' in ritardo, ma non ci sono problemi, siamo quasi in orario. Vorrei chiedere trarre alcune conclusioni e raccomandazioni a Maria Rosa e anche a Giovanna per la prima e la seconda sessione. Per favore, Maria Rosa, se vuoi provare a riassumere e poi passeremo la parola a Giovanna. Thank you very much. I just want the first conclusion is that Molte grazie.
La prima conclusione è che questa sessione è stata assolutamente di grande successo, abbiamo avuto 100 persone che hanno partecipato, quindi congratulazioni agli organizzatori. Come conclusioni, non è facile perché chiaramente non riuscirò a riassumere tutti i punti, lo farò in modo generale. L'agroforestazione come gestione sostenibile del territorio dovrebbe essere applicata da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Attualmente non viene utilizzata in modo estensivo da parte degli agricoltori nonostante gli sforzi della politica per questioni di ammissibilità e di difficoltà di attuazione. C'erano diciamo che il sistema attuale è molto più flessibile grazie all'introduzione nei regolamenti della possibilità di manutenzione e di rinnovo, diciamo, degli sistemi esistenti. Dobbiamo vedere adesso cosa succederà con l'attuazione delle misure. I responsabili dei programmi di sviluppo rurale hanno difficoltà dovute al fatto che l'agroforestazione presenta una molteplicità di usi sia agricoli che forestali e questo rende molto complicata la vita per i policy makers e anche complica la vita degli agricoltori, quindi questo viene visto come un compito difficile per i policy maker e la nuova PAC è vista come un'opportunità per affrontare queste sfide, queste difficoltà, perché ci saranno pagamenti basati sui risultati nei sistemi di utilizzo del territorio. Molte preoccupazioni sono state affrontate dai relatori sulla carenze di conoscenze e di competenze tecniche, ma anche la mancanza di ricerche locali sui benefici economici dell'agroforestazione. Questo in linea con le sfide e l'innovazione richieste da più di 1500 stakeholder di tutta Europa che operano all'interno della rete e parlano di sfide, di difficoltà tecniche, economiche e sono necessarie però delle valutazioni economiche alternative dei sistemi agricoli comparati con quelli agroforestali. Abbiamo sentito anche con John, anche negli Stati Uniti ci sono simili difficoltà, ci sono delle sfide anche per la politica. Quali sono le nostre raccomandazioni? I piani strategici della nuova PAC dovrebbero dare un'opportunità per migliorare l'accesso all'agroforestazione, ma anche per utilizzare risorse per la promozione dell'innovazione, che sarà un'opportunità unica di promuovere progetti di ricerca locali e la possibilità anche di sviluppare reti internazionali. Ci sono dei gruppi operativi all'interno però della PAC attuale, non sono stati in grado di collaborare tra i vari paesi, mentre nella prossima PAC ci sarà la possibilità di questa collaborazione internazionale. Personalmente penso che anche voi siete d'accordo con me, la nuova PAC potrebbe dare un contributo importante all'agroforestazione nella misura A2, ma anche nel sviluppo degli ecoschemi per l'agroforestazione. Penso che è importante, qui mi rivolgo al relatore degli Stati Uniti, penso che sia molto importante l'approccio appunto di coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Molte grazie Maria Rosa. Giovanna? Giovanna, vuoi... Sì, Maria Rosa ha già fatto una sintesi molto approfondita e molto completa. Vorrei affrontare 3 temi. In primo luogo l'importanza di riconoscere che la misura A2 non dovrebbe essere l'unica che promuove l'istituzione di sistemi agroforestali.
Ne abbiamo sentito dai paesi del sud Europa che ci sono anche altre misure che possono sostenere i sistemi agroforestali. E un altro aspetto chiave è che molte volte, e questo è stato detto anche da Thomas, molte volte le norme regionali o nazionali sono più restrittive di quelle europee e questo chiaramente è un problema da affrontare. Cosa possiamo fare? L'EURAF può svolgere un ruolo cruciale nel promuovere l'agroforestazione in Europa, ma questo significa anche che i delegati nazionali, le associazioni nazionali hanno anch'esse un ruolo cruciale che possono svolgere lavorando con le loro regioni, con i loro governi nazionali e regionali, perché per evitare che le norme nazionali e regionali siano più restrittive di quelle europee. Al contrario, vogliamo fare di più per potenziare l'impatto dell'agroforestazione e l'utilizzo di questi e l'applicazione di questi sistemi produttivi. Quindi dobbiamo essere ambiziosi ed è importante essere ambiziosi non solamente nell'Unione Europea ma anche a livello nazionale. E questo vi ringrazio. Questo è tutto da parte mia, molte grazie. Patrick, vorresti dire qualcosa, qualche parola? Vorrei ringraziare i due facilitatori, le due facilitatrici, Rosa e Giovanna, per aver fatto questo lavoro veramente eccellente nel gestire i relatori e nel riassumere i punti principali, e vorrei anche ringraziare a nome di tutto l'EURAF e tutti i relatori, soprattutto come John, che si sono dovuti alzare molto presto stamattina per partecipare a questo evento e per condividere le loro esperienze e competenze. Vorrei salutarci tutti con la speranza che entro la prossima primavera, a maggio, finalmente avremo la possibilità di incontrarci di nuovo di persona. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo domani. Molte grazie Patrick, quindi possiamo chiudere questa giornata di lavori. Come ci ha detto Patrick, è importante che partecipiamo tutti anche domani. Domani si parlerà delle politiche agroforestali future. Quindi sono ansiosa di sentire quali saranno le prospettive presentate domani. Per adesso vi saluto, vi ringrazio della partecipazione, è stato veramente interessante. Buon pranzo a tutti. Good afternoon. Bye. Bye. Bye.